Buon pomeriggio a tutti e benvenuti. Sono collegati in questo momento due dei tre relatori, cioè Mirko Minardi e Paolo Lanciani, che saluto. Buon E nel pomeriggio. corso del pomeriggio, buon pomeriggio, ci raggiungerà anche Elisa Moro. Saluto anche Giulia Salamone di D-Groove, che ringrazio molto per il supporto tecnico e soprattutto la pazienza. Questo è il primo convegno online che organizziamo. Io spero che vada tutto bene, ma soprattutto confido nella comprensione di tutti se qualcosa dovesse andare storto. Faccio gli onori di casa, mi chiamo Alessio Storari, sono il titolare di uno studio legale che ha sede a Verona e da sempre mi interesso alla condizione dei giovani colleghi e dei praticanti. Sul sito del nostro studio, storaristudiolegale.it, e sul nostro canale YouTube abbiamo pubblicato nel tempo molti video dedicati proprio ai giovani e anche su LinkedIn abbiamo creato un gruppo che abbiamo chiamato con grandissima fantasia Giovani Avvocati e Praticanti Italiani. Ma perché questo convegno? Perché negli ultimi anni e soprattutto durante la pandemia mi sono imbattuto in alcuni professionisti, fra cui innanzitutto i relatori di oggi, che ritengo abbiano molto da dire a un praticante o a un giovane avvocato per aiutarli a inquadrare e sviluppare il proprio percorso professionale. Purtroppo, e qui mi metto in una prospettiva istituzionale, quando siamo all'università nessuno ci spiega come sarà la professione forense. Quando siamo praticanti nessuno ci spiega nemmeno come scegliere lo studio in cui crescere. Quando finalmente siamo avvocati nessuno ci spiega come acquisire clienti e alla fine, se abbiamo la responsabilità di uno studio, nessuno ci spiega come gestirlo. Se ci va bene, impariamo all'interno dello studio in cui ci troviamo, ma complessivamente manca una cultura generale della professione forense, mancano le occasioni di confronto e manca la condivisione delle cosiddette best practice. Facciamo parte di una categoria che è molto attenta alle competenze giuridiche e per carità sono essenziali, ma siamo meno attenti agli altri tipi di competenze che comunque servono per realizzarsi professionalmente. Io dico sempre che un bravissimo avvocato senza clienti vive peggio di un avvocato mediocre con molti clienti. E aggiungo in maniera forse provocatoria che un bravissimo avvocato senza clienti è un concetto astratto e forse anche una contraddizione. Il concetto di successo professionale poi è molto personale. Per alcuni avere successo significa guadagnare tanto, per altri può significare avere molto tempo libero, per altri ancora divertirsi in ciò che si fa. Paolo Lanciani ha una splendida definizione di successo che io condivido appieno e sulla quale spero vorrà tornare. Quindi Paolo, prendi appunti come se non ti avessimo già dato abbastanza argomenti da toccare. Quello che è certo però è che nell'ambito legale le ragioni del successo di tanti bravi avvocati non vengono condivise come insegnamento e occasione di crescita e questo spesso purtroppo nemmeno all'interno del proprio studio. Io non ho mai compreso per quale ragione i migliori dentisti formino i colleghi con corsi ad hoc e lo stesso non facciano gli avvocati. E per assurdo, una nota personale, io tratto molta più ispirazione da cliente, da paziente, dal modo in cui è gestito lo studio del mio dentista, il mitico Gianfranco Vignoletti di Verona, rispetto a qualsiasi altro studio legale che abbia frequentato e questa non mi sembra una buona notizia. Ecco, la mia e nostra presunzione è che se chi ha avuto successo ne parlasse, se si tenessero convegni dedicati al business development, alla gestione di uno studio legale, se diventassimo tutti più colti, capaci e professionali, la categoria ne ricaverebbe un gran beneficio e soprattutto a vantaggio dei giovani. E allora, e concludo, per la serie chi fa da sé fa per tre, visto che oggi gli strumenti informatici non mancano e ci danno un'autonomia senza precedenti,
in studio abbiamo deciso di organizzare un convegno al quale noi per primi avremmo voluto partecipare da giovani qualche anno fa, invitando a parlare chi davvero può aiutarci tutti a fare un salto di qualità. Il programma del pomeriggio sarà il seguente: inizieremo con una sorta di intervista a Mirko Minardi, avvocato cassazionista, per comprendere se e quanto abbia senso scegliersi una nicchia e specializzarsi davvero, sottolineo il davvero, in un settore specifico di attività. Poi lasceremo la parola a Paolo Lanciani, psicologo del lavoro, che ci parlerà della condizione del giovane avvocato che si pone la madre di tutte le domande, ossia: apro uno studio tutto mio oppure no? Successivamente Elisa Moro, avvocato e dottore di ricerca, oggi nella veste di esperta di comunicazione e marketing, darà alcuni spunti concreti da mettere subito in pratica per migliorare la nostra reputazione online e acquisire i clienti che cerchiamo. Se poi rimarrà del tempo, io spero che potremo avere una sorta di tavola rotonda in cui confrontarci su alcuni punti che ci hanno incuriosito degli interventi altrui e magari anche per rispondere a qualche domanda dei partecipanti, che a questo riguardo invito a scrivere le proprie domande nella chat di Microsoft Teams, poi le domande verranno raccolte e ci verranno fornite più avanti. Questo è il piano. Vengo dunque a Mirko Minardi, il nostro primo relatore, avvocato cassazionista con studio in Senigallia, il quale si occupa per lo più oggi di giudizio di Cassazione. Di recente Mirko ha anche scritto un libro proprio sul ricorso per Cassazione. Di solito nei convegni è il moderatore che presenta gli ospiti, ma in internet, nei podcast, si usa fare diversamente. Allora io ne approfitto e chiedo direttamente a Mirko di raccontarci in breve innanzitutto chi è e di che cosa si occupa, dopodiché inizierò a porgli alcune domande. Quindi Mirko, a te la parola per una breve presentazione. Grazie mille Alessio. Beh, allora, io sono un avvocato civilista che vive in una piccola città, neanche provincia, un comune della provincia che è Senigallia e che per certi versi incredibilmente oggi lavora al 95% sui ricorsi per Cassazione. Questa già potrebbe essere una cosa strana e potrebbe essere uno stimolo per coloro che mi ascoltano, perché com'è possibile che un avvocato di Senigallia, una città di 40.000 abitanti, distante 400 km da Roma circa, si occupi di ricorsi per Cassazione? E poi lo vedremo come sono arrivato a questo. In realtà, come dire, è stato un percorso molto regolare, perché anzitutto la procedura civile è stata sempre la mia passione, fin dai tempi dell'università. E quando parlo volutamente di procedura civile, non di diritto processuale civile, perché naturalmente mi piace molto anche la teoria, i grandi sistemi che stanno dietro gli istituti, però ho avuto sempre una grande passione per il processo dal punto di vista pratico. E dicevo che è stato comunque un percorso molto regolare, perché io sono partito studiando il primo grado e quindi ho iniziato con le preclusioni, le allegazioni, con l'attività istruttoria, ho scritto un volumetto per la Giuffre sulla consulenza tecnica, sulle eccezioni, sulle preclusioni appunto. Poi sono passato all'appello e anche lì ho scritto un libricino per la Giuffre intitolato Vademecum dell'appello civile e quindi è stato inevitabile poi arrivare al giudizio di Cassazione. Ci sono arrivato per certi versi tardi, avrei potuto anche iniziare prima. Però devo dire che questa formazione sul campo, studiando bene il primo grado e il secondo grado, poi mi ha facilitato nell'approcciarmi allo studio del giudizio civile di Cassazione. Quindi oggi sono qui, nel bene e nel male, ad occuparmi di ricorsi per Cassazione. Non è un giudizio facile, è un giudizio molto difficile. Naturalmente ho come dire, guadagnato molto dal punto di vista anche economico, però ho perso molto dal punto di vista della tranquillità, questo ci tengo
a dirlo, perché prima svolgevo la professione in maniera molto tranquilla, come questa settimana, ad esempio, è stata una settimana difficilissima, perché ero molto in tensione tra l'altro non era un ricorso per Cassazione, ma era un giudizio di riassunzione dopo aver ottenuto l'annullamento in una causa molto importante, e dove non si può sbagliare nulla perché i valori in gioco sono molto alti e quindi la concentrazione è sempre massima. Questo diciamo come presentazione. Quindi diciamo a presidiare questo filone ti ha portato a quel processo professionale che hai raccontato, ma c'è stata una sorta, per così dire, di indagine di mercato, una verifica preliminare per capire se quel filone fosse davvero florido. Te lo chiedo perché io mi sono imbattuto tanti anni fa nei tuoi video in cui ti occupavi estensivamente di responsabilità professionale dell'avvocato, e ho avuto la percezione, diciamo da utente di YouTube, che quella fosse una branca di tuo specifico interesse in quel momento. Allora mi chiedo, ci sono filoni che hai provato a esplorare prima e hai dovuto o hai scelto di abbandonare prima di arrivare a questo, o ti ci ha portato proprio la vita professionale naturalmente? Allora, ci sono arrivato naturalmente perché questo era il mio obiettivo, nel senso che il giudizio di Cassazione è sempre stata la mia passione. Ho sempre ammirato tantissimo i consiglieri della Corte di Cassazione, forse troppo a volte ovviamente meritano perché sono veramente dei magistrati eccezionali che hanno una preparazione incredibile. E ricordo l'emozione quando frequentai nel 2001 un master in diritto, economia e tecnologie informatiche a Camerino. Andai a pranzo con Renato Borruso, allora era praticamente il padre dell'informatica giuridica, e per me fargli le domande proprio sul giudizio di Cassazione, su quello che avveniva nella Camera di Consiglio, per me era una grande emozione. Tuttora quando vado a Roma e dentro in quel meraviglioso palazzo è sempre una grandissima emozione. Quello della responsabilità civile non è un filone, responsabilità professionale dell'avvocato non è un filone che, come dire, ho coltivato particolarmente, innanzitutto perché è un po' antipatico, però mi erano capitati dei casi e devo dire io non li ho mai rifiutati, perché so che ci sono dei colleghi che per principio non accettano casi di responsabilità professionale, ma sono quegli stessi colleghi che poi si arrabbiano quando il medico legale non si vuole esprimere sulla responsabilità di un medico, un ingegnere non si vuole esprimere sulla responsabilità di un ingegnere. Ecco, io questo lo trovo profondamente ingiusto. Certo, dispiace perché poi ogni volta c'è una sorta di transfert, ti rendi conto che quell'errore lo avresti potuto commettere tranquillamente anche tu, però diciamo credo che sia profondamente ingiusto sbarrare la strada ai cittadini che hanno subito un danno. Certo è che non ho mai fatto azioni pretestuose, e quindi quelle poche volte che è capitato di dover fare un'azione di responsabilità nei confronti di un collega è perché effettivamente c'era stato un errore e perché effettivamente il danno c'era e non era un danno così tanto per... Però diciamo che non è un settore che mi è piaciuto sempre poco. Anche perché solitamente quando gli avvocati vengono accusati di aver commesso un errore spesso hanno anche delle reazioni scomposte, per cui mi sono arrivati esposti disciplinari, poi archiviati naturalmente, però insomma spesso le reazioni non sono mai piacevoli. Invece un settore che ho tentato di, come dire, di approfondire è stato il diritto bancario. Il diritto bancario 7-8 anni fa, però ho frequentato corsi, seminari, ho studiato, però mi sono reso conto che non scoppiava l'amore, cioè è comunque una materia che non mi piace. E allora se non c'è passione poi diventa difficile competere con coloro che hanno passione.
Io ho una grandissima passione per la ricerca, ad esempio, in banca dati, per lo studio della giurisprudenza, per lo studio del processo. Io posso passare ore a leggere, e lo faccio quasi quotidianamente, a leggere ordinanze della Suprema Corte in materia di giudizio di Cassazione, e non mi pesa per niente. Io lo posso fare il sabato, la domenica, non mi pesa. Perché? Perché corrisponde ad una mia passione. E quindi chiaramente per qualunque persona che voglia competere con un collega, un altro professionista che ha una vera passione, diventa difficile. Quindi io non potevo competere con quelli che studiavano il diritto bancario e lo amavano anche, perché io non lo amavo, e quindi per me era un peso. E quindi quando mi sono reso conto che era un peso, l'ho abbandonato. Quindi ho deciso di non seguirlo più. Quando capita qualcosa in studio, ho un bravissimo collega che se ne occupa, e quindi lo faccio fare direttamente lui. Chiaramente se c'è da fare un ricorso per Cassazione lo faccio io, però davanti ai giudici di merito non lo faccio più. Torno solo un secondo sulla questione della responsabilità professionale dell'avvocato, perché è una materia che noi in studio seguiamo. Sono d'accordo con quello che hai detto. C'è una grande contraddizione in chi afferma e riafferma con forza la cosiddetta funzione sociale dell'avvocato e poi non vuole dare ascolto a esigenze di tutela dei clienti. Volevo farti un'altra domanda sulla materia che adesso hai approfondito, quella del giudizio di Cassazione, da un punto di vista di modello di business, che per alcuni colleghi è una parolaccia, ma così non credo che sia. Perché talvolta alcuni giovani sono spaventati dall'idea della nicchia perché pensano di mettersi in un cul-de-sac. E allora facevo questa considerazione sul giudizio di Cassazione, pensando che non so quanto sia scalabile, ed è questo che chiedo a te, perché da profano noi ci occupiamo molto di assistenza all'impresa, ad esempio, e capita quindi di seguire l'imprenditore nelle vicende societarie, ma poi l'imprenditore ha spesso una famiglia, degli ascendenti, dei veicoli, e quindi diciamo che dalla persona poi nasce un fascio di pratiche che possono essere seguite, e nasce anche un passaparola. Invece col giudizio di Cassazione mi riesce più difficile comprendere come dal singolo caso poi si possano riverberare altri casi per la stessa persona, a meno che tu non sia diventato ormai un lawyer's lawyer, quindi se ormai i tuoi clienti prediletti sono i nostri colleghi. Oppure mi smentirai ricordandomi i numeri che hai già dato in un altro video sulla mole di ricorsi per Cassazione che affannano la Corte, e quindi ci spiegherai che in realtà c'è un sacco di lavoro e magari c'è anche poca concorrenza. Ma allora, se pensiamo che ogni anno vengono depositati 30, 32, 36 mila ricorsi a seconda degli anni, certamente c'è spazio per tantissimi altri colleghi, quindi è un mercato assolutamente molto, molto interessante quello dei ricorsi per Cassazione. È chiaro che la mia clientela, come dicevi giustamente tu, ormai è composta quasi prevalentemente da colleghi, perché sì, capita anche il privato che fa delle ricerche, trova i miei articoli e quindi mi contatta per il ricorso. Però diciamo che prevalentemente sono soprattutto i colleghi, e mi fa piacere molto questa cosa. Vedi, io ho aperto il mio blog lexform.it nel 2007, e occupandomi sempre di procedura civile, e l'ho fatto non con l'intento di, come dire, trovare delle occasioni di lavoro, anche perché difficilmente, sì, è capitato qualche volta, ma difficilmente un collega ti contatta per darti un incarico professionale per un giudizio di primo grado o di secondo grado. In alcuni casi è capitato, ma veramente, cioè, sono numeri insignificanti in 14 anni. Il giudizio di Cassazione invece è completamente diverso, perché molti colleghi si rendono conto che è un giudizio molto difficile già da capire,
perché già capire i motivi di ricorso richiede comunque uno studio lungo sul sindacato della Corte di Cassazione sulla questione di fatto. Non ci si improvvisa cassazionisti e quindi ci si arriva dopo veramente aver fatto una full immersion sia di testi e di giurisprudenza, per arrivare a capire bene facilmente come funziona. Per cui oggi il mio blog è l'unico blog che si occupa esclusivamente di ricorso per Cassazione civile, quindi inevitabilmente, per quanto non sia posizionato proprio in maniera ottimale, però inevitabilmente ogni tanto i colleghi fanno delle ricerche, arrivano sul mio sito e quindi si rendono conto dei vari problemi, si rendono conto della competenza che comunque ormai ho acquisito, e quindi mi contattano o per delle supervisioni, e allora io in quel caso mi limito a esaminare il ricorso alla luce della sentenza, oppure a volte li scrivo io, li firmano loro, oppure a volte mi dicono guarda, io non ne voglio sapere niente, il cliente ha bisogno di impugnare per Cassazione la decisione, quindi se tu sei d'accordo, insomma, lo fai tu. Quindi ci sono queste diverse modalità. Ecco, e questa verticalità, come si usa dire, del tuo studio, come ha inciso e come incide tuttora sulla organizzazione del tuo studio? Penso soprattutto alla scelta e al coinvolgimento dei collaboratori, non so se tu ne abbia, quanti ne abbia, ma ecco, come è cambiato il tuo studio come organizzazione nel tempo sulla scorta della tua scelta, e come questo si riverbera sulla posizione dei giovani. Questo te lo chiedo, faccio anche una nota personale, un aneddoto, perché a me è capitato in passato, ad esempio, di coinvolgere una giovane collaboratrice sul GDPR per un certo lasso di tempo, fino a quando un giorno mi è stato letteralmente lanciato il GDPR, e da quello ho capito che quella non sarebbe stata, diciamo, la specializzazione prediletta della collaboratrice. Siccome nel nostro studio il mantra è che ciascuno deve occuparsi di ciò per cui ha passione, per le stesse ragioni che indicavi tu prima, ed essendo così particolare il giudizio di Cassazione, mi chiedo come e quanto possa essere coinvolto un collaboratore in uno studio così settoriale nel senso buono del termine. Allora, del giudizio di Cassazione mi occupo solo io e la mia fedelissima e bravissima segretaria. Quindi insieme notifichiamo, depositiamo, io ovviamente il ricorso lo scrivo io, e poi io, diciamo, supervisiono il merito, il contenzioso di merito, quello più rilevante. E quindi gli altri collaboratori non si occupano di giudizio civile di Cassazione. E quando magari è un periodo che ci sono più richieste, chiedo la collaborazione ad un mio collega sempre qui di Senigallia, che presto si unirà a noi, che è molto bravo, e quindi in futuro probabilmente saremo in 2. E poi gli altri continuano, insomma, a seguire le aziende e a fare soprattutto la contrattualistica e il contenzioso davanti ai giudici di merito. Quindi ci siamo divisi in questo modo. Io ormai mi occupo quasi esclusivamente di giudizio di Cassazione. Tu prima hai detto forse mi sarei potuto concentrare anche prima sul giudizio di Cassazione. Allora, visto che questo incontro è dedicato ai giovani, chiedo la tua opinione su questo punto. Ha senso, quanto ha senso per un giovane iniziare a specializzarsi, per così dire, subito a partire dalla pratica? Ritieni che sia opportuno per un giovane, magari è stata questa anche la tua esperienza personale,
vedere e toccare un po' di tutto prima di diventare più settoriale. Questo lo chiedo anche perché mi rendo conto di quanto la nostra attività di studio sia cambiata in 10 anni di studio, anche solo per il fatto che si può non sapere ciò che piace prima di aver provato. Ci sono alcune materie che spaventano al solo nome e poi magari nell'approccio concreto appaiono quasi banali. Quindi c'è un aspetto di scoperta come nel gusto che è aiutato dalla curiosità. E spesso è il titolare che dovrebbe, credo, essere il primo a aiutare il giovane a essere curioso e a provare più cose per capire effettivamente che cosa intende fare per i prossimi 10, 20 o 30 anni. Dunque, è una domanda difficile. Certamente la conoscenza iperspecialistica paga sempre. E questa non è una scoperta di oggi, si sa dagli inizi del Novecento. Ci sono dei libri che parlano proprio dell'importanza di avere l'informazione molto specialistica. E ovviamente se questa decisione io l'avessi presa prima dell'avvento di internet, dei social network, eccetera, chi mai avrebbe incaricato l'avvocato Minardi di Senigallia per scrivere un ricorso per Cassazione? Perché c'era il problema poi di far conoscere ciò che sai. Oggi questo problema non c'è più, perché oggi c'è l'imbarazzo della scelta, nel senso che il giovane che si specializza in qualcosa chiaramente ha tantissime possibilità per arrivare a un mercato che è un mercato nazionale o, a seconda dei casi, può essere anche un mercato internazionale, tant'è che io ho clienti dalla Sicilia al Trentino, anche perché ormai vedo che mentre forse fino a qualche anno fa, 5-10 anni fa, c'era magari un po' di diffidenza verso il professionista che non era della porta accanto, ormai proprio questo è un problema assolutamente superato. Sì, a volte capita che qualcuno mi dica: ma lei quindi non è di Bergamo? Dico: guardi, non c'è nessun problema, la distanza non è un problema, se proprio dobbiamo incontrarci, se vuole ci incontreremo. Quindi oggi è certamente più facile, perché qualunque avvocato di qualunque regione, di qualunque città, di qualunque piccolo paese, se vuole, ovviamente costruita una competenza, perché questo è importante, cioè bisogna studiare. Cioè io continuo a studiare tantissimo, io dedico tuttora ore e ore e ore della mia settimana a leggere le nuove ordinanze della Corte di Cassazione, facendo ricerche ovviamente mirate per vedere se è uscito qualcosa di nuovo in materia di inammissibilità, improcedibilità, autosufficienza, eccetera. Continuo tuttora. E quindi è un processo che non finisce mai, non finisce mai, non è che oggi io mi sento arrivato e quindi non apro più un libro, non leggo più un articolo, non leggo più una sentenza, tutt'altro, continuo anche di più a studiare. Quindi questo è fondamentale, cioè costruire una competenza che sia una competenza vera, che sia una competenza autentica. Però, come dicevamo all'inizio, devi far conoscere che hai una competenza. E oggi è relativamente semplice perché, ripeto, c'è YouTube, ci sono i social network, ci sono i blog, per quanto nel 2007, quando io ho aperto il mio blog, il blog andava molto di moda, oggi va meno di moda, però comunque le possibilità anche, voglio dire, molto economiche ci sono e vanno sfruttate. Quindi bisogna comunque intercettare una domanda e chiaramente avere un prodotto da offrire. Ecco, ma se domani entrasse nel tuo studio o nello studio ideale un giovane, tu lo esporresti subito al core business del tuo studio e quindi ne faresti già uno specialista giovane o avresti piacere che vedesse un po' di tutto per capire esattamente quali sono le sue inclinazioni? Allora sì, naturalmente è importante che
si renda conto di quelle che sono di come può essere strutturata la professione. Ad esempio, io all'inizio pensavo di voler diventare un avvocato penalista. Poi mi sono reso conto che non avevo le qualità per essere un bravo avvocato penalista, perché io non ho quella prontezza di riflessi che si richiede ad un penalista. Io ho bisogno di ragionare, ho bisogno di tempo e per me lo scritto è la sede ideale. Quindi anche per questo io ho scelto il ricorso per Cassazione, perché la mia più grande, come dire, la mia più grande abilità è scrivere e non è certamente, anche se poi mi piace ogni tanto fare qualche processo penale, però mi rendo conto rispetto ai veri avvocati penalisti che non ho quella prontezza di riflessi quando c'è un controesame, di cogliere il momento per intervenire. Quindi la dimensione mia ideale è proprio quella del civilista. Quindi è importante. Dopodiché, ecco, bisogna capire qual è il talento, perché non tutti siamo fatti per la stessa cosa. Io, ad esempio, ho un collega che è giovanissimo, perché ha 35 anni, ma è straordinario nelle negoziazioni, è straordinario quando dobbiamo, ad esempio, seguiamo le aziende in varie acquisizioni, contratti, e lui ha una capacità straordinaria che io non ho. E quindi, nonostante lui sia molto più giovane di me, perché lui ha 35 anni, io ne ho 52, io ho sempre detto vai avanti tu, perché tu sei molto più bravo di me. Quindi bisogna capire bene quali sono i talenti. Ad esempio, a lui non piace per niente il contenzioso, detesta il contenzioso, detesta scrivere atti. E quindi, naturalmente, in quel caso intervengo io. Quindi noi non siamo fatti per fare tutto. Quindi è importante anche che il giovane avvocato comprenda qual è il suo vero talento. Quindi se ha talento per scrivere, se ha talento per negoziare, se ad esempio ha una passione per determinate materie, perché poi ecco, la passione diventa fondamentale, perché è quella che poi ti fa emergere rispetto agli altri. Come facevo l'esempio prima del diritto bancario, non sarei mai stato un grande, perché non c'è la passione, mentre relativamente al giudizio di Cassazione sono emerso perché c'è dietro non solo tanto studio, ma anche tanta passione che fa comunque la differenza. Ecco, questo è un po' un assist per Paolo, perché all'inizio nell'introduzione io ho fatto riferimento alla sua definizione, magari ne ha più di una, ma quella che mi è rimasta più impressa, di successo professionale, e alcuni degli ingredienti per il successo, nella sua idea che condivido, sono la conoscenza di sé, perché le persone, come diceva anche Mirko, i professionisti, devono capire in che cosa sono bravi e in che cosa non lo sono. E poi il secondo ingrediente è la passione, perché c'è un mix fecondo appunto fra i talenti, le predisposizioni e la passione. E poi ci sarà il terzo elemento, che è quello del riconoscimento esteriore, perché finché ce la diciamo fra noi stessi che siamo bravi è un conto, quando invece è il mercato che ce lo riconosce, ecco che la dimensione diventa un'altra. Sempre riguardo ai giovani, un argomento di attualità, purtroppo di attualità da anni per la lentezza dei processi in Italia, è quello delle specializzazioni. Specializzazioni che sono per ora rimaste un po' sulla carta, e quindi in questo momento emergono gli specialisti di fatto, come Mirko, che al di là del bollino, del sigillo di qualità, è un professionista che da anni si occupa di un determinato settore e il mercato lo ha riconosciuto come un esperto di quel settore. Allora ti chiedo, magari se brevemente vuoi dirci che cosa pensi di questa spinta sulle specializzazioni, e se pensi che sia utile per un giovane andare in quella direzione, come viene impostata ora dal legislatore, quindi non solo con l'attività specifica
in studio, ma con l'obiettivo di acquisire quella sorta di certificazione di qualità di specialista. Guarda Alessio, io ho seguito veramente con pochissimo interesse tutta la questione delle specializzazioni, a parte che veramente ho l'impressione che quando gli organi forensi si muovono è come se andassero in giro con una diligenza in un mondo che ormai, insomma, automobili, aeroplani, eccetera. Credo che conti di più veramente la specializzazione che si acquisisce sul campo, più che ecco, il bollino specialista in diritto di famiglia, eccetera. Credo sia importante acquisire una vera competenza e poi, come dicevamo prima, far sapere agli altri che si ha una certa competenza, come appunto scrivendo articoli, scrivendo libri, facendo video in questo modo. Più che il frequentare una scuola e poi poter mettere inserire nel sito internet specialista in. Non so quanto oggi effettivamente possa rappresentare, come dire, una carta in più per poter aumentare il volume d'affari. Insomma, ho qualche perplessità in questo. Condivido le tue perplessità. Io sono diventato cassazionista quest'anno. Come sono diventato cassazionista? Pagando un obolo di circa 800 euro, quindi io sento molti colleghi che si vantano di essere cassazionisti e io dico sempre che essere cassazionisti è come portare gli occhiali da vicino, perché è solo questione di età e comporta un costo. E quindi al di là della provocazione, un conto è essere cassazionisti sulla carta e un conto è essere esperti nel giudizio di Cassazione. Però trovo anche paradossale da avvocato che sia così complicato per un avvocato, ancorché bravo e studioso, approcciarsi al giudizio di Cassazione. Cioè, una parte di me dice non dovrebbe essere così complicato e non dovrebbe esserci una tale tagliola rispetto alle iniziative in Cassazione, tale da, diciamo, rendere affidabile solo una minima percentuale di professionisti che deve dedicarsi tutto il giorno solo ed esclusivamente a quello, perché non dimentichiamoci che si parla della tutela dei diritti dei cittadini, non si tratta del pregio o del livello del professionista coinvolto. Quindi volevo avere anche da te un parere sul campo, perché insomma sento qualche mio coetaneo che appena diventa cassazionista non vede l'ora di cimentarsi nel giudizio di Cassazione e ecco, esserlo e farlo sono due cose credo molto diverse. Ma guarda, il giudizio di Cassazione è connotato da un formalismo esasperato ed esasperante. Perché questo? Allora, diciamo che è una caratteristica un po' delle Corti Supreme, in cui c'è molto più formalismo rispetto alle corti di livello più basso. Però al di là di questo è innegabile, ma lo dicono tra le righe anche i consiglieri in alcuni loro libri, che il formalismo ha la stessa funzione che la prescrizione ha nel sistema dei reati, cioè ha funzione deflattiva. E questo è molto triste. Questo è molto triste perché vedo che molto spesso ricorsi vengono dichiarati, tantissimi ricorsi vengono dichiarati improcedibili, magari c'è una sezione che trova un cavillo, a ruota seguono un po' tutti quanti finché non intervengono le sezioni unite per cercare di ridimensionare, accaduto in tempi recenti, ad esempio con le attestazioni di conformità. Questo dispiace molto, guarda, io non ti nascondo che molto spesso vedo
ricorsi sottoscritti da illustrissimi professori che scrivono manuali di diritto processuale civile che vengono dichiarati inammissibili o addirittura in certi casi anche per violazione del principio di autosufficienza, eccetera. La Corte ha dettato nel corso degli anni una serie di regole e quelle regole devono essere rispettate. Poi ovviamente anche all'interno della Corte non tutti i giudici ragionano allo stesso modo. Io ad esempio faccio spesso delle analisi sui vari relatori e quindi ad esempio scopro che ci sono relatori che non dichiarano mai l'inammissibilità del ricorso per violazione del principio di autosufficienza, ce ne sono altri che hanno una percentuale del 50 del 60%, il che significa che il principio di autosufficienza viene interpretato in maniera diversa, nel senso che alcuni vanno oltre, quindi magari aprono il fascicolo per andare a vedere se effettivamente quel documento, quell'atto, quell'informazione c'è, altri invece che vogliono che il ricorso sia fatto in un certo modo, se il ricorso non è fatto in un certo modo viene dichiarato inammissibile e ti puoi anche chiamare professor illustrissimo. Purtroppo dispiace molto e non ti nego che ogni volta che notifico un ricorso invecchio di 3-4 anni, infatti dal punto di vista, insomma, mi sento tra i 90 e i 100 anni, perché effettivamente, tant'è che ho creato delle checklist per cui ogni volta che notifico un ricorso c'è tutta una serie di verifiche, di controlli che vengono fatti appunto con la mia segretaria per evitare proprio che sfugga qualcosa, un elemento che può essere banalmente anche l'errore della sentenza, del numero della sentenza nella procura alle liti. Un errore di questo tipo genera l'inammissibilità del ricorso. Come si evita tutto questo? Si evita appunto facendo quello che fanno. Io ho tratto ispirazione dai documentari sui disastri aerei e ho visto l'importanza delle checklist e quindi ho realizzato tutta una serie di checklist per cui nonostante ormai abbia, credo, notificato solo quelli che ho scritto io, più di 70-80 ricorsi, però ogni volta comunque il ricorso è intestato alla Corte di Cassazione? Sì. Cioè si parte ogni volta dall'inizio, non si dà mai nulla per scontato e devo dire che in alcuni casi effettivamente la checklist ha evitato degli errori che potevano essere fatali, perché le verifiche da fare sono tantissime. Ritengo che sia, l'ho detto, un formalismo esasperato, però purtroppo è così e non cambierà, anzi peggiorerà. Perché? Perché i ricorsi stanno aumentando e quando la Corte di Cassazione si trova assediata, inevitabilmente poi prende delle scorciatoie, anche perché comunque i consiglieri devono produrre dei numeri, sono inseriti all'interno della pubblica amministrazione, da loro ci si aspetta che in un mese facciano dai 20 ai 30 provvedimenti e quindi poi è facile che qualsiasi cosa possa essere utilizzata per dichiarare l'improcedibilità o l'inammissibilità del ricorso. Mirko, io intanto ti ringrazio e ti rimando in panchina. Grazie a te. E poi naturalmente, come dicevo all'inizio, spero che ci sarà un momento di tavola rotonda per cui sarò anche curioso di sentire le tue domande per gli altri relatori. Per introdurre Paolo Lanciani, io mi soffermo su due punti che ha toccato Mirko. Il primo riguarda il fatto che fin dal 2007 Mirko aveva iniziato a mettere le basi di un progetto e quindi il suo blog, che naturalmente dopo le prime settimane poteva sembrare uno scheletrino, a 14 anni di distanza è una fonte inesauribile di risorse e, se non sbaglio, Mirko, anche con riferimento alle checklist a cui facevi accenno prima. E l'altro aspetto riguarda proprio, e quindi scusate, il messaggio è quando sei giovane ti senti agli inizi, ma iniziare subito qualcosa poi crea una stratificazione
i cui benefici si raccolgono negli anni a venire e che nessuno ti toglie. E il secondo aspetto è quello della checklist. Perché ne parlo introducendo Paolo? Perché faccio un passo indietro. Una delle obiezioni che fanno i giovani che sono lì per aprire il proprio studio è io non apro il mio studio perché non ho clienti. Al che io ribatto sempre, no, tu non hai clienti perché non hai aperto il tuo studio. È il contrario, succede qualcosa di magico, è vero, nel momento in cui ci si mette nella condizione di dover camminare con le proprie gambe. E a questo punto un'altra obiezione è, ma all'inizio, quando non ho incarichi in quantità tale da riempire tutte le ore della mia giornata, che cosa faccio? Che cosa fai? Quello è un momento irripetibile nel quale puoi porre le basi del tuo studio. Non ti capiterà più di avere mezze giornate intere a disposizione per impostare il tuo metodo di lavoro. E qui inserisco proprio le checklist. Quanto è importante oggi, e soprattutto a partire dal 2017, da quando è diventato obbligatorio, per esempio, il preventivo scritto, quanto è importante oggi avere modulistica di studio, come dicono gli inglesi, top notch. Avere una grande e affidabile modulistica di studio è un asset importantissimo per lo studio, che è importante anche per aspetti di responsabilità professionale di cui abbiamo parlato prima, e la nostra modulistica di studio tuttora è, diciamo, il risultato di un processo di stratificazione che nasce da quando ho aperto il mio studio 10 anni fa. Ci sono intere parti che sono rimaste le stesse. Quindi non bisogna essere spaventati del tempo che si ha all'inizio, secondo me, ma usarlo a proprio vantaggio. E su questa suggestione lascio la parola a Paolo Lanciani, che è socio di uno studio associato di Milano, è psicologo del lavoro. Paolo, ti ascoltiamo con piacere. Grazie mille Alessio, buonasera, sì, buonasera a tutte e tutti sostanzialmente. Allora, intanto mi ha fatto molto piacere ascoltare l'intervista a Mirko. Alessio ovviamente già lo conoscevo e so che siamo allineati su molti fronti, molti punti, ma mi ha proprio colpito il racconto di Mirko, perché ha in sé quegli elementi che sono tipici appunto di un professionista che poi trova un modo per realizzarsi e che magari cercheremo strada facendo, in coerenza con quello che volevo condividere con voi, di recuperare proprio come esempio, per avere un esempio concreto davanti agli occhi. Allora, credo che una cosa che non abbiamo detto esplicitamente, ma che va chiarita, e Alessio e Mirko ne sono insieme a me, ne siamo rappresentanti, qui stiamo parlando di una categoria professionale molto specifica, che non è quella dell'avvocato, dello psicologo, ma quella del professionista, del libero professionista. E noi sappiamo benissimo che al di là dell'inquadramento fiscale, per cui il fatto di avere partita IVA o meno, di essere socio o meno in uno studio, di essere dipendenti o meno, e via dicendo, non è quello che definisce se tu sei o non sei un professionista. Nel senso che, avendo lavorato tanto anche con le aziende in passato, io in azienda ho incontrato dei professionisti, formalmente inquadrati come dipendenti, come dirigenti, come manager e via dicendo, ma nell'attitudine professionisti. Come nelle professioni, negli studi legali, ho incontrato spessissimo dipendenti che formalmente sono professionisti, ma a tutti gli effetti sono dipendenti, e sto parlando anche di equity partner, quindi anche di soci di capitale negli studi, come ho incontrato imprenditori
Che cosa qualifica queste macro dimensioni e perché voglio fare questo distinguo? L'imprenditore, partiamo da lì, che va tanto di moda, tanto piace dire dobbiamo avere competenze imprenditoriali, ma l'imprenditore sostanzialmente è una persona che fa leva su degli investimenti per generare un utile. Questo vuol dire che se io da avvocato voglio fare l'imprenditore, farò leva sulle risorse di studio per generare un utile. Domani questo non è più possibile farlo attraverso la prestazione di servizi legati al diritto, alla giurisprudenza, lo farò facendo altro. Non mi cambia niente sostanzialmente. Una persona che, io non ho fatica a dirlo pubblicamente, l'ho detto anche in altre occasioni, che assolutamente si riconoscerebbe in questa descrizione, è Giuseppe La Scala, dello studio La Scala. Parlavamo prima, Mirko parlava di diritto bancario, ecco, uno che ha fatto con successo impresa sul diritto bancario è Giuseppe La Scala con i suoi soci. Lui stesso non si considera un professionista, no? Si considera un imprenditore nel settore del diritto, avendo poi ovviamente delle competenze legali, non stiamo mettendo in discussione le competenze, ma è proprio l'attitudine. Mentre credo di poter dire che per Alessio, per Mirko e per me coincida il fatto che la nostra ambizione non è di generare e creare lavoro per altri e marginare su quel lavoro di altri, ma è di andare a fare, e questa è la definizione a cui faceva riferimento Alessio prima, di andare a fare quello che ci fa sentire professionisti di successo, ovvero fare quello che amiamo fare, con chi amiamo farlo, lavorare su quello su cui ci piace lavorare, con chi ci piace lavorare, ed essere riconosciuti per questo dal mercato. Quindi creare lavoro che poi sbrighiamo noi in prima persona, cioè il gusto del fare rimane un elemento essenziale del professionista. E questo è importante perché prima facevate riferimento al discorso dello scoprire la propria passione, le proprie inclinazioni, il proprio talento, che ovviamente sono particolarmente significative in questo senso. Perché non siamo dipendenti e perché si può essere anche dipendenti nell'esercitare la professione? Perché un'altra cosa che abbiamo in comune in quanto professionisti è la consapevolezza di poter esercitare appieno la nostra qualità solo nel momento in cui abbiamo mandato diretto, ovvero abbiamo la responsabilità ultima di quello che facciamo. Se siamo esecutore per conto di altri, non riusciamo ad esprimere appieno le nostre potenzialità di professionista. E questo vale per chiunque sia professionista. Quindi il primo tema dell'acquisizione clienti non è un tema di soldi che guadagno, ma è un tema di possibilità di esprimere appieno il proprio talento. Finché io faccio le cose per interposta persona, finché devo allinearmi con Alessio, con Mirko, accordarmi su no, cambia questo, cambia quest'altro, piuttosto che non riuscirò mai ad esprimere, a servire il cliente nel pieno del mio potenziale. È un passaggio, quello della relazione con professionisti più senior di noi, indispensabile per maturare le competenze necessarie a poter assumere un mandato in piena autonomia, ma devo avere consapevolezza che si tratta di un passaggio, no? E che solo il giorno in cui avrò i clienti miei, io potrò considerarmi pienamente professionista. È la verità questa cosa che dico? Assolutamente no, è una definizione arbitraria, ma che tengo a rendere esplicita perché sennò no, rischia di crearsi un equivoco. Quindi quando io parlo di professionista intendo una persona che vuole esprimere appieno il suo talento di professionista, quindi una competenza tecnica al servizio di qualcun altro, ovviamente in obbligazione di mezzi, non di risultato, ma che sa che per farlo deve assumersi anche la piena responsabilità. No? I famosi anni di fatica che citava prima Mirko, e la tensione, la responsabilità e via dicendo. È ovvio che più è complesso il mandato, più è
è sfidante anche da un punto di vista psicologico, no? di sostenerlo quel mandato e di sostenere e tollerare l'incertezza, no? Perché le professioni, e anche qui lo faccio in associazione, non per non voler distinguere quella dell'avvocato e quella dello psicologo, ma perché coincide questo fatto dell'obbligazione di mezzi e non di risultato, perché ovviamente non dipende esclusivamente dal nostro operato. Il primo fattore di incertezza è il cliente, tipicamente, e poi dopo c'è anche, nel caso vostro, ovviamente il giudizio, piuttosto che la controparte e via dicendo, no? Comunque tutti gli stakeholder coinvolti nell'attività, non dico processo per non creare un equivoco di perimetri. Ok, quindi un professionista di successo è una persona che riesce ad esprimere appieno il proprio talento, riesce a farlo in maniera efficace e è riconosciuto dal mercato. Questo è il primo passaggio. Il secondo passaggio, la domanda che pone Alessio è: ok, ma devo o non devo aprire uno studio da giovane? No? Allora, credo che dobbiamo provare a cambiare un po' questa domanda. Perché il punto qua non è se aprire o non aprire uno studio, il punto è come posso realizzare il mio progetto professionale. E qui ovviamente entrano n.000 distinguo, nel senso che dipende moltissimo da che cosa si voglia realizzare come progetto professionale. Ci sono progetti professionali che si prestano che hanno bisogno di poco spazio di autonomia, per cui da subito posso mettermi in proprio, ce ne sono altri che invece per loro natura richiedono che io sia in un contesto strutturato, perché se no non ho accesso a determinati tipologie di operazioni, determinate tipologie di clienti e via dicendo, per cui se voglio essere esposto a determinate materie, a determinati mandati, devo passare da una struttura organizzata. Questo non vuol dire non voler aprire il proprio studio, ma vuol dire decidere strategicamente quale sarà il percorso per arrivare ad essere equity, che poi equity si sia da soli con uno studio dove si è da soli, o in una piccola struttura, in una grande struttura, in una mega struttura, dipende da moltissime cose, perché sicuramente un elemento che mi piace aggiungere a quello che giustamente sottolineava Mirko delle proprie inclinazioni è anche il discorso che c'è anche una propria inclinazione rispetto all'habitat ideale in cui svolgere la professione. Ci sono persone che fioriscono all'interno di un contesto più intimo, ci sono persone che fioriscono all'interno di un contesto più strutturato. Non è una cosa migliore dell'altra. Quello che è certo è che se tu prendi un professionista che ha trovato il proprio habitat, lo sradichi e lo metti in un habitat totalmente diverso, no? Se prendessimo Mirko e lo sbattiamo dentro una delle Big Four, lo vedremmo appassire o vedremmo appassire la Big Four intorno a lui, una delle due, perché non è il suo habitat. Questo non vuol dire... Quindi il collega che è dall'altra parte non è paragonabile, non è una cosa è più bravo uno e più bravo l'altro, ma è entrambi trovano un modo di sbocciare perché hanno un habitat che è favorevole per loro. Quindi il discorso a cui accennava prima Alessio dell'importanza di conoscersi, no? È un'importanza anche di conoscere qual è il contesto professionale che mi è più favorevole, dove mi sento più a mio agio. In questo, come faccio a scoprirlo? Devo imparare ad ascoltarmi. Io ho conosciuto negli anni vari professionisti, ci sono professionisti che stanno in uno studio dal giorno 1, entrano da praticante, cito Stefano Bianchi di Pavian Saldo, entra da praticante e adesso è managing partner. No? Non è che tutti quelli che... non è Pavian Saldo che è lo studio ideale dove succede questo, perché è successo a lui, punto. No? Lui ha avuto l'intelligenza di capire che quello era un contesto che gli era favorevole. Altri sono usciti da Pavian Saldo, hanno fatto carriere brillanti, creando dei progetti spin-off, aderendo ad altri studi, cambiando totalmente genere. Quindi non esiste un percorso che è quello giusto o quello sbagliato.
la ricerca deve essere del proprio percorso. Quindi questo ci tengo a dirlo perché purtroppo non esistono ricette. No? È proprio un lavoro di conoscenza di sé. Il progetto professionale, no? Io traduco business development come sviluppo del proprio progetto professionale, proprio per questo, perché è un progetto che abbraccia intimamente le nostre persone, è un'espressione della nostra persona, quindi è veramente un lavoro di conoscenza di chi siamo. E meno curiamo questi aspetti all'inizio, più li subiamo andando avanti nel tempo. Nel senso che se io mi compro il fatto che, non so, entro in studio, questo è il modo in cui funzionano gli studi legali, una cosa che sento dire spessissimo. Ma vi garantisco che io non ho mai visto due studi legali uguali. Non esistono studi legali uguali uno all'altro. Ma a parte che dire studio legale già è un concetto talmente ampio, ovviamente per una persona che da fuori guarda la professione, il concetto di avvocato vuol dire qualcosa, ma quando tu hai a che fare con gli avvocati sai benissimo che non vuol dire niente avvocato, perché è talmente eterogenea la possibilità di esprimere la professione, di vivere la professione, e non è solo la materia, anche lì è questione delle specialità a cui abbiamo fatto accenno prima, no? È difficile, qual è il perimetro che definisce una specialità? E poi è un perimetro che ha un senso per il cliente? Il cliente di chi ha bisogno? Ha bisogno dello specialista? Ha bisogno del generalista? Ha bisogno dello specialista di industria? O ha bisogno dello specialista di materia? Ha bisogno dello specialista di grado di giudizio? Di che tipo di specialista? No? È molto complessa e fluida questa dimensione, per cui il punto di vista ovviamente tutto sindacabile ma mio, è che il tema è che io devo trovare una mia specializzazione, nel senso di dire seguire una mia indicazione, il famoso, come aveva detto, qualcosa che mi faccia scoppiare l'amore, come diceva Mirko prima, no? Ma perché? Perché quell'amore è la benzina che mi permette nel tempo di sviluppare il mio progetto, cioè dà linfa al mio progetto professionale. Ma questo non vuol dire che il mercato debba ragionare in quella logica lì. Sono io che ragiono in quella logica lì, no? Il cliente che fa business non è che cerca i cassazionisti, cerca uno che gli risolva un problema, poi dopo appunto imparerà che quella cosa lì ha a che fare con la Cassazione, che quindi c'è qualcuno che è meglio farlo con qualcuno che sappia come funziona la Cassazione e via dicendo, e arriverà a incontrare, no? Quindi ci si incontrerà. Ma tu non è che devi imporre al cliente il tuo linguaggio. Guardate, poi dopo, non so, la collega Elisa nello specifico su cosa entrerà, ma una cosa che io vi butto lì come riflessione è la maggior parte degli studi legali hanno indicato le materie di cui si occupano. I clienti difficilmente ragionano secondo quelle categorie, no? Il cliente ragiona sul fatto che vuole fare internazionalizzazione. E poi dopo si chiederà cosa mi serve per fare internazionalizzazione. E allora scopro che mi serve qualcuno che si occupa dei contratti, qualcuno che si occupa del doganale, qualcuno che si occupa del transfer pricing, qualcuno che si occupa di quello e quell'altro. Ma io non cerco quelle robe lì, io cerco qualcuno che mi aiuti a internazionalizzare, cerco un partner in questo senso. Quindi il lavoro che noi facciamo è proprio quello di andare a recuperare questo aspetto. Quindi, tirando le fila, abbiamo detto, la prima cosa è apro o non apro lo studio, il punto non è apro o non apro lo studio, ma il punto è qual è il mio progetto professionale. No? Quindi, che cosa voglio realizzare io? E scoprire questa cosa non è facile. L'altro punto è quali sono terreni e contesti favorevoli al fatto che io sviluppi il mio progetto professionale. Terreni vuol dire capire, allora, devo imparare queste cose qua per arrivare a fare quello che voglio fare. Dove lo posso imparare? Posso impararlo da solo?
Posso impararlo in associazione con altri? Posso impararlo presso un altro studio? Come lo posso imparare? Questo mi dice se apro o non apro uno studio. E questa è una traiettoria che possiamo prendere. Le altre parole chiave che io mi sono segnato ascoltandovi sono il fattore tempo, di cui parlava Alessio prima, e il discorso del preventivo, che sono due elementi ovviamente importanti da tenere presenti. Allora, il fattore tempo, che diceva giustamente, a parte che qual è il problema? E quindi voglio introdurre questo elemento perché si va a incrociare col discorso di dove posso andare o non posso andare per crescere professionalmente, ed è una cosa su cui si riflette poco, no? Uno direbbe, ma vado in un grande studio, perché se vado in un grande studio imparo di più. Bisogna vedere cosa ti fanno fare in quello grande studio. E soprattutto bisogna vedere a che prezzo ti vendono. E quello poi ci riportano al discorso del preventivo, ovviamente, ma voi sapete che più è grande il cliente, più ci sarà una logica di tirare sul prezzo. Questo perché? Perché il tuo interlocutore è un interlocutore che è un dipendente, che ha all'interno di una funzione, per esempio, non dico la funzione acquisti, purtroppo è coinvolto anche l'ufficio acquisti nelle grandi multinazionali, ma comunque se è un general counsel, il general counsel ha un budget ed è premiato per il fatto di spendere il meno possibile di quel budget. E allora cosa farà? Farà giustamente, per una logica di trasparenza, una bella gara. In questa gara si dice: noi dobbiamo fare questa attività, chi ci può fare questa attività? Ci sono delle società, degli studi legali leggibili che si candidano, fanno la gara e vince quello che offre più roba a meno. Allora io cosa faccio tipicamente? Propongo un prezzo migliore nella speranza di entrare, e poi che tanto poi così una volta che sono dentro riesco a risalire. In realtà qual è il ragionamento dell'azienda? Ah, prendiamo lo studio Storari, benissimo, perché ci ha fatto il prezzo migliore. Adesso poi diciamo allo studio Storari, come giustamente sperava lo studio Storari, visto che avete fatto così bene, tra l'altro tu ovviamente la prima volta dai il meglio del meglio del meglio che puoi, e qui poi apro e chiuso parentesi, perché non puoi farne a meno da professionista. Cioè, una caratteristica tipica del professionista è che il professionista non può dosare il proprio impegno, la propria qualità. Cioè, noi possiamo solo eseguire un lavoro al meglio delle nostre possibilità. Non riusciamo a fare una cosa tanto per farla. Non ci riusciamo, cioè è contro nostra natura. Quindi tu sai di essere professionista se hai questa fregatura, per cui per te fare una fusione tra due multinazionali o recuperare una multa, comunque lo fai col massimo dell'impegno. No? È per quello che i parenti sono drammaticamente controproducenti per noi, perché andiamo a spendere più energie di quelle che anche loro si aspettano da noi. No? Questo è il problema. Allora, chiusa parentesi, torniamo. No? Però in questo caso io voglio fare bella figura, quindi per la multinazionale do il massimo, e la multinazionale dice: guarda, studio Storari è favoloso perché ci ha fatto pagare meno degli altri, il servizio è ineccepibile, diamogli di più. No? E quindi dicono: avvocato, venga che ci mettiamo d'accordo che le diamo di più. Tutti freghi le mani perché dice: oh, finalmente adesso rinegoziamo anche la cosa. Però, avvocato, abbiamo pagato 5 per fare 2, adesso le voglio fare 20, mi deve fare 3. E quindi tu hai ancora più sotto costo. Ok? Quindi è una trappola quella lì. Cosa succede? Lo studio, il mega studio, come fa a rendere sostenibile questa cosa? Fa lavorare le persone di più. Quindi l'associate, l'avvocato medio da junior a senior, tipicamente non lavora le 8 ore, ma lavora 8 ore più altre 4-5 in media più il weekend. No? Quelle ore lì sono in nero e quindi vanno a coprire lo scoperto dell'aver venduto sotto costo. Adesso è detta molto in soldoni, ma il succo è quello. Quindi se tu sei in quella situazione lì, tempo libero non ne hai. Zero.
Quindi dipendi solo dal fatto che qualcuno decida di farti crescere e quindi ti abbia l'intelligenza o la volontà di esporti a cose man mano più interessanti. Da cosa dipende tipicamente? Te lo dico subito, dalla fortuna. Ma non dalla fortuna del fatto di avere una persona buona, una persona intelligente, via dicendo, ma dalla fortuna di essere capitato in un posto dove tu fai attività che siano fatte in un modo che ti è congeniale, naturalmente, per caso. No? Studi diversi, modalità diverse, per cui tu puoi capitare in uno studio dove le cose vengono fatte in un modo che è analogo a come ragioni e quindi appari agli occhi degli altri particolarmente brillante e quindi investono su di te. La tua collega, il tuo collega, che è altrettanto intelligente ma semplicemente ragiona in un modo diverso, pare meno brillante e quindi viene semplicemente oberata di attività ripetitive. Tutti e due spostati da un'altra parte, è più congeniale per l'altra persona diventa brillante e tu diventi meno brillante. Quindi è proprio il caso. Questo è per quello che è così importante conoscersi, perché se tu ti metti a lavorare in un posto dove fai fatica, lascia perdere quello che dicono gli avvocati che la fatica coincide con il merito, perché non è vero, lascia perdere il concetto che chi lavora di più, lavora più duro, riesce meglio, perché non è vero. Non è vero, perché di avvocati che si sono ammazzati di lavoro, che si sono spaccati la schiena in quattro, ce n'è tantissimi che non hanno combinato niente. Come non ne conta con chi lavori, perché di avvocati che hanno lavorato con i grandissimi nomi, ce n'è molti di più di quelli che avendo lavorato con i grandissimi nomi poi hanno avuto anche grande successo, come ci sono tantissimi avvocati che non hanno lavorato con nessuno di famoso e sono diventati eccellenti nonostante avessero avuto a che fare inizio carriera magari con persone mediocri a dir poco. Quindi quei fattori lì non sono fattori di successo. Quali sono i fattori di successo? E qui mi rifaccio, ripensate a quello che raccontava Mirko prima, se conoscete un po' Alessio, pensate anche a lui. I fattori di successo sono due e che accomunano tutti in maniera trasversale. Il primo è che si conoscono, l'abbiamo detto in varie salse. Il secondo è che sanno come imparare. Questa cosa qua è fondamentale. Un'avvocata, un avvocato sarà sempre riconosciuta e apprezzata dal proprio cliente non per quello che sa, ma per le domande che pone, per la velocità con cui entra nel merito della questione, per la sua capacità di cogliere aspetti che non gli vengono riportati, ma che lui o lei intuisce essere importanti da esplorare. Perché è come, se volete fare un parallelismo con un'altra professione, il medico, il grande medico che fa il grande diagnosta, non è quello che sa la medicina a memoria, tutti i medici conoscono la medicina, ma è quello che ti fa quella domanda che ti fa raccontare o ti fa ricordare quell'aspetto che poi scopri essere fondamentale per capire che cosa c'hai, ma che non ti sarebbe mai venuto in mente di raccontare. No? È lo stesso principio, non so se avete in mente come si chiamava lì il dottore con lo zoppo, con le scarpe da ginnastica, adesso mi sfugge il nome, avete capito, il telefilm, no? Che passano il tempo a diagnosticare malattie improbabili. È la capacità di indagare, quindi non di imparare qualcosa, ma di andare a cercare. È questo che rende speciale un professionista. E quindi voi dovete allenare questa qualità. La qualità di indagare chi siete voi, come funzionate voi, e di indagare chi è il cliente, come funziona il cliente. E quello lì è una cosa che si allena. Voi peraltro, questo lo dico soprattutto per le persone più giovani qua, dovete sapere che il vostro cervello è appena cambiato. Nel senso che noi fino ai 20 anni, per il semplice fatto di essere esposti a qualcosa, tendenzialmente impariamo, siamo un po' spugne. Dai 20 anni in poi, al punto che prima si pensava che si smettesse di imparare sostanzialmente, cambia il meccanismo con cui si attiva la neuroplasticità, ovvero l'evoluzione del cervello, che oggi sappiamo rimanere attiva fino al giorno che moriamo, quindi per sempre. Che cosa cambia?
che devo essere intenzionale. Cioè, se io sto lì e sono esposto agli eventi, non imparo niente. Posso passare la vita accanto a erede e non imparare nulla di nulla. È solo il fatto che io sia intenzionale nello stare in quella relazione che cambia le cose, ovvero che chiede al cervello di attivarsi. E a quel punto il cervello continua a crescere. Crescere nel senso di rinnovare le cellule ed evolvere. Quindi la nostra capacità di trovare qualcosa per cui batte il nostro cuore non è solo una questione edonistica, di gusto, di piacevolezza, ma noi siamo fresconi, abbiamo voglia di fare una roba che ci diverte in fondo. No, ci rende più bravi. Perché se tu fai una cosa che ti attiva, sei più bravo ad apprendere e quindi risulti più efficace. Quindi questo passaggio qua è fondamentale, no? Ed è quello che ci porta in quella zona, scritto la curva dell'efficacia personale, in quella zona ideale di attivazione e fiducia in noi stessi, che ci permette di essere percepiti come tranquilli dal cliente, ma non tranquilli disingaggiati, ma tranquilli ma perché ci teniamo, quindi, no? E che sono poi i segnali che danno fiducia al cliente, che dicono al cliente mi posso affidare a questa persona e che fanno capire al cliente che a volte le cose non vanno come si vorrebbe, ma non per nostra incompetenza o incapacità o poco impegno. Perché c'è anche questo da dire, si cresce anche nel saper essere credibili quando, a prescindere dalla nostra volontà, le cose non vanno bene. Perché sennò c'è il mito del no, all'americana vince tutte le cause e quindi è il migliore. Non è questo il mondo dell'avvocatura, non è questo il mondo delle professioni in generale, sicuramente non quello dell'avvocatura d'affari, dove la questione peraltro non è mai lineare, no? Dove tu non puoi vincere o perdere. Per intenderci, faccio un esempio che cito spesso perché l'ho vissuto direttamente. Schaeffler è un'azienda tedesca che fa cuscinetti a sfera, sistemi pompe idrauliche, aveva inglobato la INA, la FAG, varie aziende anche italiane, che è sul mercato industrial e automotive, esattamente come Bosch. Avete in mente quello dei Trapani, per intenderci. Ecco. Ora, Schaeffler e Bosch, rispetto ad alcuni prodotti, sono competitor diretti. In altri ambiti del business sono l'uno fornitore dell'altro. No? Una volta uno fornisce uno, una volta uno fornisce l'altro. In altri ancora, soprattutto per esempio nell'automotive, sui sistemi complessi, co-sviluppano per il loro cliente. Ora voi capite che in un quadro del genere, se c'è una controversia, no, rispetto a una fornitura che è andata male da uno rispetto all'altro, tu non puoi ragionare di vincere o perdere quella causa così, in astratto. Vediamo chi ha ragione e chi ha torto. Non funziona così, perché lì c'è un mondo di business intorno che è la ragione per cui esistono quelle due aziende, che va preso in considerazione. Ed è la capacità di indagare quel mondo lì che ti rende un buon avvocato o un cattivo avvocato, non il fatto che tu conosca il diritto e che sappia se la clausola è stata rispettata o meno. È questo che cambia le regole del gioco ed è questa dove si concretizza il saper apprendere, no? Qui non è chi sa meglio il diritto. E questa è una buona notizia, mi viene anche da dire, in un mondo in cui l'informazione tout court sarà sempre più una commodity. Cioè, dopodomani scoprire se c'è stata una sentenza che si è pronunciata in un senso piuttosto che schiacci un bottone e comparirà. Saranno ancora molte imprecisioni, ma arriveremo a quel punto, c'è poco da dire. No? Come nella medicina, il fatto di sapere un sintomo cosa vuol dire, la macchina sa che in questo momento in Brasile è stata pubblicata una ricerca, tu puoi essere il medico più bravo del mondo, ma non lo puoi sapere,
perché sei qua con me. No? Quindi l'informazione, il punto è che me ne faccio di quell'informazione, in che contesto la inserisco, a che livello di complessità la considero e via dicendo. In questo senso il progetto professionale, ben arrivata Elisa intanto, in questo progetto professionale è fondamentale tenere presente questi aspetti qua, cioè io devo occuparmi di qualcosa che mi interessa, non nel senso della mia materia, ma nel senso di quello per cui la mia materia viene utilizzata. È quello che è appassionante, no? O quello che la mia materia permette di fare o non fare, no? È quello che mi muove. Perché dico questa cosa qua? Perché se noi ragioniamo su qual è la materia migliore su cui investire, uno, abbiamo detto prima per il principio anche che diceva Mirko, che non esiste la materia dove ci sono più soldi, perché se tu ti muovi in un mercato di cui non te ne frega niente, quello a cui gliene frega di più ti mangia, no? Ti mangia perché semplicemente tu smetti di lavorare, anche lui smette di lavorare, ma lui per divertimento si legge la rivista che parla di quella roba lì, e tu invece no, c'è poco da fare. Quindi questo è un punto. L'altro punto però, diceva giustamente Alessio, cosa faccio però? Provo un po' di quello, un po' di quello, un po' di quello, un po' di quello, assaggio qua e là e via dicendo e scopro per cosa sono portato. E lì attenzione, Herzberg, uno psicologo del secolo scorso, spiegava molto bene rispetto alla teoria della motivazione con un esempio. Mi diverte sempre citare, l'ho trovata anche su YouTube che lo racconta lui, figuratevi, era un'epoca talmente lontana in cui lui in un'aula fuma mentre lo spiega, però, ospite a Londra, credo, in un'università. Lui è americano. E spiega cosa serve per suonare, per aver voglia di suonare un pianoforte. No, servono due cose. Uno, serve saper suonare il pianoforte. E questo cosa vuol dire? Che se io non so fare una cosa, non so se mi piace. Io non posso sapere se una cosa mi piace finché non la so fare. E questo qui è un po' un impasse da cui poi capiamo come uscire. La seconda cosa è che ci deve essere un pianoforte, quindi devo avere l'opportunità di farlo. No? Allora, se la seconda cosa è la storia dello studio, che abbiamo detto prima, che devo provare a cercare un contesto in cui possa effettivamente sperimentare una cosa, la prima cosa qual è? È quella del saper fare una cosa, come faccio a imparare a fare una cosa che non so fare, mi piace, non mi piace e via dicendo? È quello che stavo dicendo prima, cioè devo essere interessato al fine, non al mezzo, non allo strumento. Cioè se io scopro che a me piace lavorare, partiamo dal target, no? Privati o aziende? Sono due pianeti, no? Se io scopro che amo lavorare con le aziende, inizierò a esplorare, a incuriosirmi delle aziende, e questo lo posso fare da qualunque parte, in qualunque modo, e poi scoprirò di cosa hanno bisogno le aziende. E poi imparerò a fare le cose perché quello che mi traina non è la cosa che sto imparando, ma è il motivo per cui lo sto imparando. Vi faccio l'esempio della lingua inglese, che forse è più evidente. Difficilmente io riesco a appassionarmi all'inglese per il fatto di studiare. Non è che studio l'inglese perché mi piace l'inglese. Mi piace l'idea di cantare la canzone del mio cantante preferito, no? Allora studio l'inglese per poterlo fare. O mi piace una ragazza o un ragazzo, o mi piace l'idea di poter viaggiare, o mi piace, non so, io in studio non voglio neanche parlarci con una persona che non parla l'inglese, perché tutta la letteratura scientifica è pubblicata in inglese. Se tu non parli l'inglese, cosa aspetti 3 anni che traducano in italiano un libro e comunque non puoi leggere l'articolo originale, la fonte originale di cosa stiamo parlando, vai a fare un'altra cosa. Quindi se non ti sei appassionato al punto tale alla psicologia da voler studiare l'inglese, ma non perché ti piace l'inglese, ma perché ti serve per capire. La stessa cosa vale per chi fa la programmazione, per chi fa e via dicendo, no? Quindi è il fatto che diventi strumento.
Cioè spesso la materia che noi individuiamo come la nostra materia di lezione ci ingaggia non in quanto tale, ma in quanto strumento per fare qualcosa. Allora un percorso, un modo di pensarla può essere quello di: ma a me cos'è che affascina? Con chi ho voglia di avere a che fare? Di cosa mi piace interessarmi? No? È un percorso. Perché se no, il percorso che dovete fare, Mirko ci ha raccontato e rappresentato esattamente un percorso alternativo, questo proprio a sancire che non esiste una strada giusta o una strada sbagliata, no? Il discorso è: faccio la mia carriera e poi vedo dove naturalmente evolve il mio percorso, no? Questo però prevede che io faccia anche delle cose che poi scopro non essere i percorsi giusti e via dicendo. Cioè, noi non possiamo sapere a 18 anni, a 20 anni, a 25 anni esattamente che cosa diventeremo e di che cosa diventeremo esperti, ma possiamo farci guidare da quelli che sono i nostri interessi e le nostre inclinazioni, perché è certo che lì abbiamo benzina per andare avanti. E una persona particolarmente appassionata e particolarmente abituata ad incuriosirsi, ad approfondire, a fare, uno, nel farlo si conosce sempre molto meglio e quindi può aggiustare il tiro. Due, anche se deve fare un cambio radicale di direzione, ha gli strumenti per farlo, perché ha allenato la metacompetenza, che è quella dell'apprendimento. No? E quindi una volta che io, guardate, questo soprattutto per i giovani è molto importante, il vostro asset non è quello che sapete, non sono le cose che sai, ma sono il fatto che tu abbia imparato a farle quelle cose. Più tu conosci e sai come funzioni nell'apprendimento, più tu sai di poter fare affidamento su questa qualità e la puoi applicare ad n.000 altre cose. Il grande avvocato non è quello che sa tutto, perché, ripeto, diceva Mirko prima, no? Tu passi la vita a studiare cose nuove. Il punto è che più cresci in competenza, in consapevolezza, più quello studiare non è un affannoso recuperare un senso di inadeguatezza, no? Ma è un sereno accompagnare il proprio essere professionista. Cioè, fa parte di chi sono. Se io il fatto di non sapere tutto lo do come scontato nel mio essere professionista, non è una cosa di cui ho paura. Mentre se tu vuoi avere la sicurezza di essere presa per persona troppo junior, no? Qual è il timore di chi dice da giovane ma apro o non apro uno studio? E se non mi prendono sul serio? E se mi dicono che sono troppo giovane? No? Questo timore tu ce l'hai quando pensi di dover sapere tutto. Ma non è possibile sapere tutto, nessuno sa tutto, nessun super senior sa tutto, perché sta imparando esattamente come te, peraltro la professione sta evolvendo, tool tecnologici ogni giorno, leggi nuove ogni giorno, sta cambiando un sacco di cose. Quindi è il tuo essere a tuo agio nel saper apprendere che cambia veramente le regole del gioco. Io mi fermerei qua, Alessio, non so se poi dopo volentieri se vogliamo integrare e fare domande, anche perché non voglio togliere spazio agli altri. Grazie Paolo. E prima di introdurre Elisa, che saluto a mia volta, torno su un punto che hai toccato e che mi ha molto interessato, ma sul quale forse non siamo d'accordo al 100%. Forse siamo d'accordo sul principio. E cioè tu hai detto che sostanzialmente un giovane si affida alla fortuna quando capita nello studio di chi intende investire su di sé oppure no. E io sono d'accordo che di principio o statisticamente sia così. Però io vorrei dare un suggerimento non richiesto ai giovani che si candidano negli studi anche come praticanti, perché ormai abbiamo svolto decine, probabilmente più di 100 colloqui e vediamo quali sono le domande che fanno i giovani, ma soprattutto quelle che non fanno. Allora, se per voi giovani
è legittimamente importante avere una vita sana, equilibrata, e quindi avere il tempo da dedicare alle vostre passioni, alla vostra famiglia, al vostro partner, è essenziale che voi chiediate allo studio se questo tipo di obiettivo o inclinazione è compatibile con quello studio. E non dovete avere paura di chiederlo, perché tanto non si va lontano se poi questa non è una possibilità in quello studio. Allora, ad esempio, dire io sono appassionato di sport, gioco a tennis, gioco da sempre a tennis e mi piacerebbe poter continuare a giocare un pochino a tennis perché lo faccio da quando sono bambino e mi rende felice. È possibile che io un paio di volte durante la settimana in pausa pranzo vada a giocare a tennis? Questa non è una bestemmia, questa è una domanda furba, e dico di più, mi sentirei anche di consigliare di chiedere se i professionisti dello studio hanno questo tipo di equilibrio fra vita professionale e vita personale, perché se vi viene risposto no, qui si lavora dalle 8 del mattino alle 8 di sera e fino a quando non sei avvocato con 5 anni sotto la cintura, tu lavorerai anche il sabato e la domenica. Ripeto, è meglio saperlo e non bisogna avere paura di fare queste domande. Due aneddoti che proprio derivano dall'esperienza del nostro studio su questo aspetto. La nostra Irene durante il colloquio ha manifestato una sua inclinazione e ha detto molto onestamente: spero che questa mia inclinazione, che ovviamente non dico perché non ci interessa, spero che questa mia inclinazione possa essere compatibile con questo studio. Noi ci abbiamo ragionato, le abbiamo detto che in quel momento ci sembrava che non fosse ostativa e che avremmo verificato nel tempo ed è ancora felicemente qui. Quindi vuol dire che era compatibile e ha fatto bene a dirlo. Martina, sempre del nostro studio, durante i nostri incontri periodici strutturali per verificare come la collaborazione va avanti, ha detto a me e a Sara dopo il primo anno, fra le cose, sono contenta perché quello che ci avevate detto si è verificato, cioè effettivamente stare qui dentro è come mi è stato rappresentato. Che poi questo, come diceva anche Paolo, sia compatibile col proprio carattere, con i propri obiettivi o meno, è un discorso molto personale. Però non sottovalutate, cari giovani, quel momento che avete durante i colloqui per capire se quell'ambiente fa per voi oppure no, perché in quell'ambiente dovrete comunque passare più o meno 8 ore al giorno, e quindi è bene che sia un ambiente in cui siete felici di ritrovarvi, perché non c'è niente di peggio che alzarsi la mattina e dover andare con l'ansia a lavorare. Questa è una cosa che dobbiamo augurare al nostro peggior nemico, e non a caso, e concludo, tutti quei giovani che mi raccontano le proprie storie diciamo negative di permanenza in alcuni studi che evidentemente non facevano per loro, quando cambiano si esprimono sempre nello stesso modo, dicono è stata una liberazione, e questo credo che sia estremamente indicativo. E dopo questo pistolotto, come diciamo in Veneto, passo a introdurre Elisa Moro, che è avvocato, dottore di ricerca, e come se non fosse abbastanza titolata, oggi interviene non nella sua qualità di giurista, ma come esperta di marketing e comunicazione, di cui si è occupata molto negli ultimi anni, seguendo degli studi legali anche in contesti molto noti
e affermati. E io per introdurla faccio un piccolo passo indietro e racconto che oggi siamo qui proprio grazie ai social media, perché io mi sono imbattuto in Mirko quando registrava i suoi video in auto, penso andando in corte d'appello da Senigallia ad Ancona, e registrava dei video bellissimi che suggerisco a tutti di andare a vedere perché sono ancora molto attuali. E quindi inconsapevolmente, Mirko, tu sei stato il primo avvocato youtuber d'Italia, sei un influencer senza saperlo. E poi mi sono imbattuto in Paolo soprattutto durante la pandemia, quando YouTube mi ha consigliato una sua pillola, diciamo, e mi sono guardato tutti i suoi video del canale, costituiti inizialmente da appunto brevi pillole, ma tutte molto interessanti, e ho capito che risuonavano con il mio modo di pensare, quindi inevitabilmente siamo entrati in contatto. E di Elisa ho ascoltato un interessante intervento, penso Elisa con i giovani avvocati di Milano, se non ricordo male, esatto, e ho apprezzato l'approccio molto fresco e concreto, meno ingessato dei soliti interventi istituzionali dell'esperto di marketing legale di cui siamo francamente tutti un po' stufi, con tutto il rispetto. E quindi cosa ricaviamo da questa esperienza personale? Che alla fine, se il messaggio è corretto, ci si incontra. E ci siamo incontrati anche se i video di Mirko e di Paolo non sono video da 1 milione di visualizzazioni, ma questo probabilmente non c'entra, perché se si è sufficientemente verticali e si targetizza con sufficiente precisione il proprio cliente ideale, ci si può arrivare appunto anche senza pensare di dover avere 100.000 iscritti sul canale YouTube. E concludo, se questo è vero nella nostra esperienza di relatori di oggi, perché non dovrebbe essere vero con i clienti? Cioè, la nostra categoria su questo è rimasta un po' all'età della pietra, nel senso che basta talvolta occuparsi di ciò per cui si ha passione, scrivere di questo, registrare video su questo, piano piano il materiale si somma e si finisce per concentrarsi sul proprio cliente ideale anche mentalmente, e senz'altro, mettiamola così, sono molte di più le possibilità di ricevere incarichi in questo modo che affidandosi solo al vecchio passaparola, che per carità rimane sempre importantissimo, ma non può rimanere l'unica strategia dell'avvocato del 2021. E ecco, quindi Elisa, io lascio a te la parola e spero che tu possa dare qualche spunto interessante, soprattutto ai giovani, per capire di questo arsenale di strumenti digitali e informatici di cui possiamo disporre oggi, che cosa fare e quando fare, soprattutto nell'ottica di chi sta per mettersi in proprio o si è appena messo in proprio e magari non può contare sul vecchio buon passaparola. Ti lascio la parola. Grazie Alessio, innanzitutto mi scuso per il ritardo, ma io ormai sono a Roma da un po' di tempo e uso un detto romano: oggi non sapevo a chi dare i resti, nel senso che è stata una giornata dove si sono accavallate una serie di cose. Sono contenta di essere arrivata in tempo per l'intervento. Mi dispiace non aver potuto sentire quelli di Paolo e di Mirko, cercherò di recuperare e comunque dopo, se ci sarà così spazio un attimo per il confronto, molto volentieri. Magari sì, siamo un po' tutti nello stesso ambiente, però ognuno ha la sua prospettiva e a me piace molto imparare dagli altri, anche perché Alessio, tu stavi dicendo parliamo ai giovani, e io spero di potermi ancora mettere nella categoria dei giovani, nel senso che mi piace vedermi così.
così, e prima di iniziare l'intervento diciamo sui temi di cui tu mi hai chiesto di parlare, mi riallaccio solo un secondo a quello che stavi dicendo sulla questione dell'ambiente di lavoro, perché è una riflessione che io ho fatto poco tempo fa. Non è un tema, diciamo, che mi compete dal punto di vista professionale, ma io 5 anni fa più o meno, quando mi sono approcciata al mondo del lavoro, per me le condizioni importanti erano lo stipendio. Di fatto era la prima cosa che uno studente, credo che quando lascia l'università, insomma, magari è stato mantenuto dai genitori per tanti anni, ha voglia della propria autonomia e indipendenza, e quindi cerca un posto di lavoro, o nel caso dei praticanti avvocati non si può parlare proprio di posto di lavoro, ma comunque si va alla ricerca di uno studio dove ci sia una forma di remunerazione. In realtà con gli anni, sono ancora giovane ma sono un po' cresciuta, mi sono resa conto che l'ambiente di lavoro è molto più importante rispetto allo stipendio, perché un ambiente di lavoro favorevole ti consente di partire da 0 ma arrivare a 100, un ambiente di lavoro sfavorevole ti consente di partire da 50 ma rimani a 50, quindi è proprio un investimento che bisogna fare sul futuro. Poi ne avrete già parlato, io sono convinta che lo sfruttamento comunque non vada mai bene, nel senso che pagare una persona che sta in studio 8-12 ore al giorno a volte, quello che neanche è sufficiente per poter mangiare, perché con 500 euro al mese nessuno, per quanto può essere bravo a risparmiare, nessuno ci riesce a vivere. Quindi non sto parlando di un rimborso spese, sto parlando di un compenso dignitoso per insomma il lavoro che si fa, e anche perché ovviamente è uno stimolo e un incentivo a fare di più, perché se tu non vieni remunerato per il tuo lavoro non hai quella spinta a fare e non senti la cosa tua, non hai questa percezione. Almeno io questo l'ho vissuto sulla mia pelle, devo dire che sono stata fortunata perché io ho trovato appunto un ambiente di lavoro favorevole anche da praticante, però so che molti dei miei colleghi non hanno avuto la stessa fortuna, e quindi ecco, non so se chiamarlo un appello, però vorrei che insomma il messaggio di chi ci è passato da poco tempo e che quindi vede ancora le cose molto da vicino sia quello. Dopodiché mi taccio su questo argomento, che era solo una cosa alla quale tenevo, perché è proprio una riflessione che ho fatto di recente, e visto che stiamo parlando comunque ad una platea di persone giovani, secondo me tu, Alessio, quando ci hai invitato a parlare a questo webinar, dicevi quello che avreste voluto sentire voi relatori all'inizio della vostra carriera. Ecco, io avrei voluto sentire questo, e avrei anche voluto sentire qualcuno che mi dicesse non devi fare l'avvocato, perché ecco, adesso no, questa è una battuta ovviamente, però nel percorso io appunto sono laureata in giurisprudenza, ho persistito diciamo, mi sono abbonata al diritto continuando con il dottorato. Dopodiché la vita mi ha portato a fare scelte diverse, perché lavorando ho capito che magari quella non era la strada che avrei voluto intraprendere, e quindi mi sono spostata sul marketing, sempre con gli avvocati, perché degli avvocati non ci si libera mai in qualche modo, io tanto meno, perché c'è questo rapporto di così amore e odio, per dirlo con dei termini grossi, però ovviamente mi sono allontanata da quella parte della barricata per comunque rientrare dalla finestra. Sono uscita dalla porta e sono rientrata dalla finestra, quindi non ce l'ho con gli avvocati, anzi io sono convinta che senza avvocati il mondo, non so se avete presente nei Simpson, questa è una citazione un po' pop, però c'è un episodio dove l'avvocato dei Simpson, non mi ricordo il nome, diciamo si immagina un mondo dove lui e tutti gli altri avvocati non ci sono, ed è un mondo bellissimo dove la gente fa i girotondi, ci sono i fiori, insomma è tutta una cosa molto, sembra che vada tutto bene finché non capita qualcosa che rende necessario l'intervento dell'avvocato, e quindi torniamo appunto a capo. Quindi
se volete fare gli avvocati, e lo dico ai giovani, ben venga, perché servirà sempre gente che lo fa, ovviamente servirà magari anche qualcuno che si occupa invece del marketing. E qui, dopo questa lunga premessa, mi arrivo al punto perché appunto io qualche anno ormai che mi occupo di marketing sotto diversi profili, sia per le aziende sia appunto per i professionisti. Sono due approcci completamente diversi, perché un conto è fare branding per i marchi, per esempio della moda, un conto è fare branding per un professionista che comunque deve rispettare determinate regole, perché il punto base che deve essere chiaro per ogni persona che si approccia al marketing per gli avvocati è che abbiamo un codice deontologico del quale purtroppo non ci si può dimenticare in nessun momento. Il codice deontologico purtroppo non è aggiornato, nel senso che non prevede tutti quei nuovi media che invece gioco forza noi ci troviamo ad utilizzare giornalmente, sia come persone ma anche come professionisti, perché giustamente stavate dicendo che noi ci siamo conosciuti tramite i social. I social sono un ottimo strumento per condividere la propria esperienza, ma anche e soprattutto per fornire magari quelle pillole di marketing piuttosto che di diritto, come il caso di Mirko. Insomma, ognuno condivide la propria expertise e questo è molto utile. Io seguo degli avvocati dal punto di vista della comunicazione e diciamo che l'avvocato è ben difficile che diventi virale, nel senso che ovviamente non è un contenuto accattivante nel senso stretto del termine, perché ovviamente magari manca un po' di senso estetico, magari in generale agli avvocati, ma perché ovviamente quello non è il loro mestiere, ma manca anche quell'elemento di attrazione che magari può avere un prodotto commerciale di qualsiasi tipo, dal food al settore del fashion. Quindi manca quell'elemento per cui ci sono casi, pochi, comunque qualche caso anche di avvocato su TikTok che ha fatto dei video che hanno avuto che hanno fatto la cassa di risonanza, ci sono stati, però sono dei casi limitati, per cui quello che mi si chiede a volte, che i miei clienti mi chiedono è: ma come faccio a diventare virale? E la mia risposta è molto difficile, nel senso che parlare di milioni di visualizzazioni per un avvocato, ci sono tutta una serie di fattori, tra cui quello estetico, quello di interesse, quello di pubblico, che sono difficili da raggiungere, non impossibili per carità, però non è che tutti possiamo diventare la Chiara Ferragni dell'avvocatura, per cui c'è una barriera di fondo, perché le persone cosa cercano sui social, cosa vogliono da un avvocato che è presente sui social media? Vogliono magari quella pillola, quel commento all'argomento della settimana, all'argomento del mese, all'argomento del giorno. Per esempio, molto di recente tutta la questione relativa al DDL Zan. Io ho visto migliaia di articoli di avvocati che si sono espressi al di là delle opinioni politiche, ma che hanno fatto un commento al disegno di legge, quindi hanno dato il proprio contributo giuridico al pubblico della rete, e ho visto degli approcci completamente diversi per uno stesso tema. Questo significa che uno stesso tema appunto può essere affrontato da diversi punti di vista, e secondo me è quella la chiave, perché bisogna trovare quel linguaggio che non è il linguaggio che noi, e mi metto dentro anch'io nella categoria, come avvocati siamo abituati ad utilizzare in giudizio, perché io ricordo degli atti scritti sottoposti al cliente che guardava il mio dominus con gli occhi sgranati chiedendo: ma che cosa c'è scritto, che cosa mi sta dicendo avvocato, io non capisco, c'è troppo latino, ci sono dei termini che io non ho mai sentito, e le persone andavano fisicamente in ansia. A me è capitato di vedere dei clienti spaventati proprio dal linguaggio, perché magari una parola detta in un modo piuttosto che in un altro fa due effetti completamente diversi. Quindi il linguaggio di internet deve essere, se vogliamo, un linguaggio ancora più semplice di quello che si utilizza nell'esporre al cliente la questione, perché su internet, ora io non sono nessuno per dire questa cosa, ma è un dato
direi quasi un dato di fatto, data la vastità del pubblico dei social media, ovviamente c'è il professionista, ma c'è anche la casalinga di Voghera, che non me ne voglia perché sarà bravissima a fare i tortellini, però magari di diritto se ne intende poco. Quindi il punto è arrivare anche a lei, perché è lei magari che un giorno si rivolgerà all'avvocato, perché magari il professionista ha già il suo studio di fiducia, ha una sua rete di contatti, invece la persona che ha bisogno di conforto, perché non si tratta di dare una soluzione al problema attraverso i social, perché questo sarebbe troppo e non sarebbe giusto, perché in qualche modo svilisce anche la professionalità dell'avvocato. Però diciamo, spiegare le questioni con dei termini facilmente comprensibili, io mi metto dalla parte di chi legge un post, chi legge un articolo, insomma una qualsiasi cosa condivisa da un professionista scritto in maniera chiara. A me viene da dire: guarda questo che bravo, guarda questo come spiega bene, perché per arrivare alla gente bisogna sapersi spiegare, non bisogna rimanere arroccati sul proprio linguaggio, perché certamente far vedere che si sa parlare bene la lingua, che si impadroneggiano gli strumenti basici della grammatica è importante, però al di là di quello fare sfoggio semplicemente di un lessico che non arriva al cuore, chiamiamolo così, delle persone, certamente mette una barriera che non è quella che serve nei social, perché sappiamo benissimo che un post scritto il giorno, oggi cos'è, il 21 di maggio, il 22 maggio è già vecchio e quindi è già sparito, a meno che appunto, come dicevamo prima, non sia diventato virale, ma appunto questa è un'altra storia ed è molto difficile che ciò accada. E allora perché il professionista, la persona che si occupa di marketing in questo senso è importante? Perché aiuta, secondo me, a vedere le cose da una prospettiva un pochino diversa, nel senso che l'avvocato fa l'avvocato, quindi, ed è giusto che faccia quello, perché ha impiegato la sua vita, i suoi anni di studio a dedicarsi alla professione, e quindi se gli si aggiunge anche la professione del social media manager, del comunicatore, del marchettaro, chiamiamoli come vogliamo, diventa un lavoro in più, e oggettivamente la giornata è fatta di 24 ore. Ora io penso che ciascuno, oltre a lavorare, abbia voglia anche di avere un po' di tempo libero nei limiti del possibile, quindi diciamo, il mio punto di vista è che è giusto essere aiutati da qualcuno esterno alla professione per due ordini di ragioni. Il primo, perché appunto magari la persona che si occupa di marketing e comunicazione sa intercettare il linguaggio dell'utente finale, e il secondo motivo è perché ognuno fa il suo mestiere e così non si rischia di imbarcarsi magari in qualcosa di più grande, più dispendioso in termini di tempo e di energie, perché poi magari è un risparmio in termini monetari, perché ovviamente qualsiasi professionista si fa pagare per il suo lavoro. Quindi quando io sento dire no, ma noi facciamo per conto nostro, facciamo tutto per conto nostro, io lo capisco, perché magari soprattutto gli studi che sono appena stati avviati, gli studi piccoli, gli studi che sono all'inizio della propria vita hanno 3.000 spese. Se ci aggiungiamo anche la spesa del consulente esterno, allora non si arriva a fine mese e quindi lì subentrano altri tipi di questione. Però diciamo che secondo me va bene all'inizio fare un po' e un po', però nel tempo si deve riuscire a delegare a delle risorse esterne, e con questo non vuol dire che magari lo studio non possa chiedere ai praticanti, che può essere diciamo un modo anche di formarsi sul campo ottimo dal punto di vista, chiedere al praticante di scrivere degli articoli, di contribuire a scrivere dei commenti a delle sentenze, per esempio. Questo è formativo, ed è formativo anche, secondo me, chiedergli di farlo in un'ottica di utilizzare quegli stessi contributi anche per internet. Però insomma l'obiettivo deve essere un po' quello di dire: va bene, all'inizio fai così, però fra un anno non lo farai più tu, arriverà il nuovo praticante, va bene, però se lo studio man mano sta crescendo è ovvio che essere aiutati da una persona o comunque da un team di persone esterne agevola il lavoro di tutti, e anche perché
io mi sono accorta facendo questo lavoro, le competenze stanno diventando sempre più specifiche, nel senso che io un po' di Photoshop e di strumenti di editing delle foto me ne intendo, ma per una passione personale, ma io non sono un grafico e non posso pretendere di diventarlo, quindi io posso fare quel lavoro minimo che serve a presentare un prodotto decente, ma se io voglio il prodotto top di gamma, devo ovviamente affidarmi ad un grafico. Stessa cosa per la costruzione di un sito web, se io voglio intervenire sui codici, su tutto quello che sta nel back office del sito, io lo posso fare come Elisa, nel senso di inserire quelle 2 stringhe che conosco, però non avrò mai il quadro completo di una persona che si occupa a livello professionale di IT. Quindi ecco, secondo me la specializzazione, come nel caso degli avvocati, se ne è parlato tanto negli ultimi anni, è fondamentale, secondo me è fondamentale anche per tutte quelle professioni che ruotano attorno all'avvocato o allo studio, come sicuramente è il caso del marketing, del web designer, piuttosto che del comunicatore, eccetera. Quindi per concludere su questo discorso, secondo me non c'è un approccio sbagliato, c'è sicuramente un approccio giusto in base a quello che è il momento in cui si trova lo studio, per cui ognuno deve fare delle valutazioni dei pro e dei contro, considerato che sicuramente la questione economica è un peso, ma considerato anche che è un peso anche la qualità del lavoro, perché produrre, cioè io sono dell'idea che o le cose si fanno bene o non si fanno, questo è stato un po' il mio motto di vita, quindi per fare le cose bene bisogna dedicarci del tempo e il tempo bisogna avercelo e spesso purtroppo non ce l'abbiamo noi per noi stessi, figuriamoci per delle cose diciamo a latere della professione. Per quanto poi riguarda invece, andando un pochino più nello specifico, quelli che sono gli strumenti che l'avvocato può utilizzare per farsi conoscere, personalmente o attraverso l'agenzia di web marketing che lo segue, sicuramente ne abbiamo diversi, ovviamente abbiamo i social, quindi Facebook, Instagram, LinkedIn, oppure abbiamo il sito web e Google My Business. Questi sono un po' quelli forse principali. Tralascio TikTok perché ha avuto un boom nel momento della pandemia, ma adesso come Clubhouse si stanno mano a mano spegnendo, quindi diciamo che Facebook, diciamo Mark Zuckerberg la fa da padrone, continua a farla da padrone e lo farà secondo me ancora per parecchio tempo, a meno che non nasca qualcosa che veramente è in grado di sostituirlo. Quindi diciamo i social e il sito web sono 2 strumenti molto diversi tra loro. Se uno ha il budget per poterseli permettere entrambi, secondo me è giusto così, perché ognuno raccoglie il proprio pubblico e sono interconnessi, perché ovviamente i social possono permettere di amplificare il messaggio che viene condiviso sul sito web, perché magari uno sul sito ci deve capitare e ci capita perché sta cercando l'avvocato Tizio di Verona, però al di là di quello, a meno che non ci si sia focalizzati su un lavoro di advertising, è difficile che l'avvocato compaia tra i primi risultati di ricerca, perché ci sarà sempre qualcuno che ha pagato in barba alle regole magari deontologiche, ma su questo ci sarebbe da discuterne, per stare nelle prime posizioni e quindi per essere l'avvocato tal dei tali di Verona. Quindi gli altri inevitabilmente vanno in coda e si rischia, se tutto va male, di non essere neanche nella prima pagina, il che è terribile, perché io non so quanti di voi arrivino alla seconda pagina di Google. Io, se non trovo qualcosa nella prima pagina, riformulo e ricomincio da capo, non arrivo mai alla seconda, perché mi dà l'idea che lì non ci sia più niente di interessante per me. E come me il ragionamento lo fanno in tanti, magari uno si ostina, però sono veramente delle gocce nel mare. Quindi
Il sito web è sicuramente interessante, secondo me, come strumento di raccolta dei contenuti e come strumento, come pagina anche di presentazione dello studio, perché vedere un bel sito aggiornato con il blog curato con le facce degli avvocati sicuramente aiuta il cliente a fidarsi, a dare quell'input di fiducia allo studio che serve per creare quei primi, si dicevano, mi parlavano di 18 secondi di prima buona impressione, quindi quello sicuramente aiuta. Poi ovviamente chiamiamola pubblicità dell'avvocato, ma utilizzo questo termine un po' così a malincuore, perché dovrei utilizzare forse il termine pubblicità informativa, forse suona meglio, perché non è una pubblicità di commercializzazione, è semplicemente un'esposizione di quelle che sono i dati e le notizie dello studio, quindi è un tipo di pubblicità un po' particolare. Però sicuramente il biglietto da visita del sito è, secondo me, fondamentale. Il sito ovviamente ha un costo, quindi non si può pensare di fare un sito con 100 euro, perché magari con 100 euro uno si può aprire un blog, però non dà quell'idea di professionalità che invece un sito strutturato ed elaborato ha. E quindi si parla, Alessio mi ha chiesto di essere concreta, quindi le cifre sono di qualche migliaio di euro per un sito ben strutturato, quindi ovviamente è un investimento che non posso neanche dire che sia un investimento per il futuro, perché i siti web ogni 2 o 3 anni, se non cambiati tout court, devono essere, ho detto tout court e non volevo dirlo perché ho detto che avrei parlato un linguaggio semplice, e quindi se non cambiati del tutto dovrebbero comunque essere sottoposti, chiamiamolo così, ad un restyling. E però l'altra faccia della medaglia sono i social, che, come dicevo, fungono un po' da amplificatore di quelli che sono i contenuti del sito web, perché sui social i contenuti si possono e si dovrebbero sempre ricondividere per aumentare l'interazione e per raggiungere il maggior numero di persone possibili, perché, come ricordava Alessio, noi ci siamo conosciuti tutti sui social. Io ho conosciuto Paolo anche tramite i social, quindi insomma è molto facile quando nella tua rete ci sono delle persone che condividono i tuoi interessi, poi collegarti con altre persone che a loro volta in qualche modo possono instaurare una relazione sia di tipo personale che professionale con te. Quindi diciamo, ogni social poi ha le sue caratteristiche, adesso ovviamente non mi dilungo, ma per esaurirle in 2 parole, LinkedIn è chiaramente più rivolto ai professionisti, quindi è più una piattaforma B2B, quindi da professionista a professionista, magari dove si possono ricercare collaborazioni o insomma scambio di idee tra persone che parlano la stessa lingua. Facebook e Instagram sono a loro volta 2 mezzi di comunicazione molto diversi, perché Instagram diciamo obbliga ad esprimersi tramite immagini, e per un avvocato questo è difficile, perché l'obiezione che mi si muove tante volte è, nonostante la vanità degli avvocati, perché io questo devo dirlo, perché di base io lo noto, nel senso, all'avvocato piace fare un po' sfoggio delle sue conoscenze, ma secondo me è anche giusto, perché se uno ha una qualità è giusto metterla in mostra. Io assolutamente non è un modo per punzecchiare gli avvocati, ma è semplicemente, secondo me, una cosa che contraddistingue un po' la categoria, senza poi ovviamente voler generalizzare, proprio perché tanti l'obiezione che mi fanno è sì, però Elisa, io un video non lo voglio fare perché insomma mettere la mia faccia, io non mi sento a mio agio, preferisco fare un podcast. Allora io dico, vabbè, facciamo un podcast e vediamo come va, e poi va anche peggio, perché la voce, solo la voce, può essere comunque un pochino più complicata da modulare, diciamo, da modulare in modo da non essere noioso, perché il podcast soffre di quella noia, che io sono una grande fan dei podcast, ogni mattina ne ascolto uno perché mi tiene compagnia, però alcuni podcast sono veramente, arrivi al 20° minuto e dici, ma cosa è successo negli ultimi 15 minuti? Non capisci, perché il tono della voce è sempre quello, magari si vede che si sta leggendo un pezzo e quindi si va troppo veloci, non si capisce, insomma.
ci sono tutta una serie di tecniche che non si possono spiegare in 2 minuti, quindi anche lì o te lo fa un professionista, ma a quel punto non sei più tu e non ha più senso nel caso dell'avvocato, oppure il mio consiglio è prova a metterci la faccia, perché un video può risultare più intrigante, diciamo, utilizziamo questo termine, perché comunque vedere la persona che ti parla, vedere la persona con la sua gestualità, con le sue espressioni, con il suo modo di fare, non è come vederla di persona, ma è quasi come noi ci siamo abituati adesso con la pandemia a vederci, a conoscerci. Ormai conosco tantissime persone solo tra un webinar e l'altro che non ho mai visto di persona, perché magari uno è a Milano, uno è in Sicilia, uno è all'estero, e quindi non c'è occasione in questo momento storico materiale per incontrarsi. Però io ho un'idea di quelle persone, ho un'idea molto più definita di quelle persone rispetto a quelle di cui ascolto i podcast, perché mi sembra quasi di conoscerle, anche se fisicamente non ci siamo mai stretti la mano o non ci siamo mai dati il gomito. Quindi il mio consiglio è provare a metterci la faccia, poi magari può non funzionare, perché uno può essere la persona più introversa, più timida del mondo, e obbligare una persona a fare una cosa che non è nel suo dura quelle 2 settimane e poi finisce. Io ricordo, ascoltai Paolo in un webinar appunto ormai qualche tempo fa, e mi ricordo che lui parlava dell'avvocato che va a giocare a golf ma che non è in grado di giocare a golf e ci va solo per trovare clienti. Ora, se io come cliente mi trovo un avvocato e non sa da che parte partire nel tenere la mazza, allora quello mi fa già una cattiva impressione, perché lo colloco in un posto sbagliato, nel posto che non è il suo. E quindi secondo me nei social o in video funziona allo stesso modo, cioè ognuno deve cercare di trovare la sua dimensione. Come dicevo, i media sono tanti, un media per ciascuno lo si trova, che sia Facebook, che sia Instagram, che sia LinkedIn, qualcosa per potersi esprimere ce n'è per tutti, diciamo. Poi ovviamente anche qui mi riallaccio un secondo a quello che dicevo prima: se uno viene aiutato, soprattutto magari nella scrittura, questo può ovviamente agevolare. Per i video gli aiuti sono un pochino più limitati, nel senso che poi è l'avvocato stesso che deve parlare, esprimersi, quindi sì, si può aiutare con la sistemazione delle luci, la regia, la dorata, eccetera, però comunque lì ci vuole magari quel qualcosina in più per poter produrre, e anche il tempo, perché io parlavo conosco la collega di Alessio, Martina, che mi diceva loro: io guardo i vostri video ogni settimana, e mi diceva però quanto lavoro c'è dietro, quindi non è che uno la mattina si sveglia, parte il video, 3 minuti registrato e siamo a posto. Cioè, per fare un prodotto di qualità, e come dicevo prima, o le cose si fanno bene o non si fanno, per fare un prodotto di qualità ci vuole del tempo, e quindi cioè, insomma sono tutta una serie di questioni che secondo me vanno valutate, e non c'è una risposta giusta trasversale. Volevo poi dire l'ultima cosa, che in realtà era quello con cui avevo iniziato, ma così concludo e poi mi taccio, perché vedo insomma che magari poi lasciamo un po' di tempo anche alle domande. L'ultima cosa che ci tenevo a dire è la questione deontologica, perché soffriamo di questo limite, nel senso che ovviamente la pubblicità, dicevo prima, è una pubblicità di tipo informativo, non si può dire io sono l'avvocato migliore di Verona, non si può fare una comparazione tra me e l'altro studio legale, perché ovviamente si va a violare il codice deontologico, che ha tutta una serie come dire, di regole e principi che io studiai per fare l'esame d'avvocato, che però adesso mi trovo a studiare, che io ritenevo in realtà. Io quando feci l'esame d'avvocato, quando studiai deontologia, dissi vabbè, ma insomma trova un po' il tempo che trova, cioè non mi sembrava una cosa così importante. In realtà lo è, di fatto lo è. Poi bisogna anche dire che le sanzioni nel momento in cui un avvocato va a violare una norma del codice deontologico sono ben modulate, e per arrivare alla sanzione che tutti temono, che è la radiazione, cioè bisogna proprio
io credo che neanche se si mandano 10 email marketing al giorno un avvocato possa essere radiato. Forse sì, se ha dei colleghi particolarmente ostici, che magari, se magari ha fatto qualche scambetto a qualcuno, magari ci può essere quello che presenta l'esposto, però insomma al massimo delle persone, gli avvocati mi raccontavano di problemi di aver ottenuto un richiamo magari del Consiglio dell'Ordine, quindi le sanzioni ci sono, non sono a mio avviso così efficaci da dissuadere totalmente gli avvocati dal farsi pubblicità oltre che informativa, anche di tipo insomma commerciale, chiamiamola così, la pubblicità che a me viene in mente con l'email marketing, perché è uno strumento che io utilizzo parecchio per le aziende che non hanno questi limiti ovviamente, ma che mi trovo sempre quando un avvocato mi chiede ma possiamo mandare un'email? Allora dico sì, però ovviamente quella deve essere formulata in un certo modo, cioè non deve essere un'email commerciale, non deve essere un'email come diciamo lo strumento moderno di quello che a volte si vedeva o si vede ancora nei film americani, che c'è l'avvocato che mette, adesso non mi ricordo esattamente qual era il film, ma c'era un avvocato che andava negli ospedali e metteva il bigliettino da visita nel gesso del paziente e questa è una cosa che ovviamente in Italia è vietatissima, però diciamo lo strumento moderno per fare questa cosa è l'email, per entrare diciamo nella vita del paziente. Ecco, queste cose ovviamente devono essere costruite bene, non dico che non si possono fare perché se ne fanno di tutti i colori, però ovviamente bisogna essere consapevoli del fatto che ci sono dei limiti legati a me mi scoccia sempre un po' parlare di decoro della professione, perché sembra che l'avvocato sia così, non possa fare nulla che esuli da quella che è la sua professione. In realtà siamo tutte persone, abbiamo tutte le nostre vite, ci piace condividere magari anche sui social. Certo, dobbiamo essere consapevoli del fatto che chi ci guarda potrebbe poi pensare che quella cosa non è molto decorosa per un avvocato, per cui sempre mettere privacy dappertutto, foto nascoste se sono le foto al mare con la famiglia, insomma un minimo di diciamo professionalità, ecco, forse più che decoro, secondo me quella sì, però parlare di decoro secondo me della professione è un termine un po' che è andato un po' così allentandosi, non che bisogna diventare, non che bisogna perdere quello che di buono c'è comunque, perché una professione è ovvio, ha un certo prestigio e il prestigio secondo me è dato dalle persone, però non è dato dalla categoria, perché credo che abbiamo esperienza tutti diretta di avvocati più o meno che sono più o meno delle brave persone, ecco, diciamola così, quindi non è tanto quello che mostri, poi è quello che sei, però quello che mostri, e qua concludo, comunque un pochino dimostra anche quello che sei, e qua mi taccio. Bene, grazie Elisa. Io torno rapidamente su un punto che è toccato, che è quello del contenimento delle spese quando si inizia, che è un aspetto con cui ci siamo confrontati tutti, soprattutto quelli che, io parlo anche per me, non vengono da una famiglia di avvocati, per cui io non ho ereditato lo studio, mi sono diciamo fatto da me. Allora, io la prima cosa che ho fatto quando ho aperto il mio studio 10 anni fa è stato affidare l'incarico a un mio amico designer di preparare e studiare insieme a me un logo, una brand identity, e appena ho potuto ho fatto il sito e all'epoca mi davano del matto. È come quando leggiamo le lettere established, con un anno molto vicino, se io scrivo established 2021 nel 2021 fa ridere, però probabilmente fra 10 anni o 20 anni fa meno ridere perché ho iniziato subito. E visto che ci siamo detti, organizzando questo convegno, di dire le cose come stanno, diciamo anche quelle un pochino più crude, e cioè che bisogna essere in grado, soprattutto all'inizio, per viaggiare
leggeri di ridimensionarsi. Cioè, se l'obiettivo è aprire il proprio studio, probabilmente quell'anno non si va in vacanza, probabilmente la macchina non la cambiamo, probabilmente mentre i nostri colleghi che lavorano in banca o in assicurazione e alle 19 giustamente possono uscire e fare l'aperitivo, forse noi dobbiamo ancora finire le nostre checklist e questa cosa andrà avanti per anni. Allora, ricollegandomi anche a quello che diceva Paolo, e cioè, è verissimo, ognuno deve fare ciò che lo porta realmente al proprio obiettivo, e aprire il proprio studio, avere il nome sulla targa non deve essere e non può essere l'obiettivo di tutti. Ma se si pensa che sia il proprio obiettivo, bisogna chiedersi: io veramente voglio lo studio tutto mio per essere libero, felice, quello che volete, o voglio raggiungere quegli effetti che storicamente o nella mia testa si ricollegano a chi è titolare del proprio studio? Perché se il tema è l'agiatezza, inizia a essere complicato dover mettere in moto tutti i processi per arrivare a crearsi lo studio o la società, vale per qualsiasi contesto, per arrivare a quei risultati. Non funziona, deve piacere quello che si fa. E io ho sempre pensato che gli investimenti siano spese con una caratteristica peculiare, e cioè sono le spese che comportano un sacrificio, perché altrimenti non sono investimenti, sono degli sfizi. Quando io faccio degli investimenti per lo studio, se sono veri investimenti, sto rinunciando a qualcosa, e probabilmente per molti anni le rinunce devono essere personali, e quindi probabilmente aspetterai qualche anno prima di cambiare la macchina, ma ti dovrà rendere più felice arrivare la mattina nel tuo studio e vedere i tuoi collaboratori contenti e passare la giornata felice. Noi tutti conosciamo l'esperienza di Elon Musk, che è riuscito con SpaceX proprio all'ultimo lancio a raggiungere il proprio obiettivo, e racconta sempre nelle interviste che se quel lancio, l'ultimo lancio con cui ha esaurito il budget, fosse andato male, avrebbe chiuso i battenti. Se qui ci ascolta qualcuno che è appassionato di automotive come sono io, conoscerete Mate Rimac e Christian von Koenigsegg, che sono dei geni che hanno creato delle case automobilistiche negli anni 2000, che è una cosa inaudita. Pensiamo che le prime case automobilistiche sono centenarie e si sono imposti nel mercato, e loro raccontano, quando il giornalista chiede loro: ma ti sei trovato una volta lì per fallire? Questi si mettono a ridere e dicono: magari io mi sono trovato 50 volte lì per fallire, che se qualcuno non mi avesse comprato un'auto, la settimana dopo avrei dovuto licenziare tutti. E se si vuole creare uno studio, creare qualcosa di proprio, bisogna essere anche pronti per sé e anche con la propria famiglia, che in questo caso è essenziale, ad affrontare questo tipo di situazioni, perché non è tutto rose e fiori. Poi, se la cosa funziona, ci si guarda alle spalle sorridendo e spronando anche gli altri a provarci, se e nei limiti in cui questo è il loro desiderio. Nel frattempo abbiamo ricevuto alcune domande che Martina, che è in cabina di regia, gentilmente ha raccolto per noi, e io non le condivido anzi le condivido togliendo il nome, così, visto che ho detto che ci occupiamo anche di GDPR, dopo i partecipanti non mi infamano. E spero che adesso tutti possiate vedere lo schermo, e io lascio la prima domanda a chi se ne vuole occupare, però
abuso del potere che ho in questo momento per rispondere alla seconda domanda. Di questo partecipante, che ringrazio molto per l'attenzione, che dice che forse abbiamo trascurato un dato banale, cioè il numero esorbitante degli avvocati in Italia. Siamo circa 270.000, se non sbaglio, 250.000. Posso avere un progetto personale, risorse per aprire uno studio, posso diventare il Dr. House del diritto, ma qual è il futuro della professione in un paese con tantissimi avvocati? Come far tornare a sognare la generazione di avvocati senza sogni come noi neotrentenni costretti a sgomitare per distinguerci dal branco? Io qui mi permetto di rispondere perché ho già sostanzialmente introdotto il mio pensiero a riguardo, e io capisco questa preoccupazione, che però è più da presidente del CNF o da ministro della giustizia. Cioè, non bisogna necessariamente risolvere il problema della fame nel mondo per sfamare se stessi. Quindi la domanda che suggerirei di porci è quella: cosa posso fare io per risolvere la mia situazione e vivere decorosamente di ciò che mi piace? Se mi concentro su me stesso, probabilmente il fatto che esistano altri 250.000 avvocati un po' viene messo e relegato sullo sfondo. Questo lo dico perché durante la pandemia, che ha colpito gravemente anche la nostra categoria, c'è stato anche chi è riuscito a mantenere il proprio business, diciamo così, e chi addirittura ha fatto meglio. Allora io suggerisco ai giovani di chiedersi che cosa abbiano fatto coloro che durante la pandemia sono rimasti in piedi o addirittura hanno migliorato la propria performance, perché è quello che dovrebbe essere interessante. Poi che tanti altri, mi dispiace molto, magari chi vive di contenzioso penale tutti i giorni e non è potuto andare in tribunale, ha avuto senz'altro un tracollo che umanamente e professionalmente da collega mi dispiace. Però ecco, bisogna mettere in moto tutto quello che può servirci anche in un momento di crisi a stare a galla. Per esempio, chi aveva già lo studio completamente informatizzato, chi aveva tutto su cloud da 10 anni, aveva 10 portatili in studio, 10 webcam, dal giorno 2 ha continuato a lavorare con i colleghi, con i collaboratori e con i clienti come se niente fosse. E invece chi non si era attrezzato, magari per pigrizia, magari per tante ragioni, c'è rimasto sotto. Quindi suggerisco il pensiero positivo di chiedersi che cosa posso fare io e non come posso risolvere il problema di tutti. Se su questa domanda ha qualcosa da dire Paolo, che so che fra 5 minuti ci deve lasciare, per cui gli lascio volentieri l'ultima parola su questo tema. Allora, ti ringrazio Alessio. Guarda, rispondo a cavallo su questa e l'altra perché le trovo molto collegate le due domande in realtà. No? Il collega chiedeva è possibile in qualche modo ridurre di più il tempo necessario per creare il giro di clienti, oltre al passaparola, social e curare le relazioni, si può impegnare attivamente, scusate sono anche dislessico, per contribuire alla crescita professionale. Caro saluto da Roma, peraltro io sono nato a Roma, quindi ciao. Allora, partiamo da una cosa che mi trova molto allineato con quello che dice Alessio, ovvero il fatto che io da psicologo vivo esattamente la stessa situazione di sovrabbondanza di colleghe e colleghi. Aggiungo un'altra cosa che qui non è esplicitata, ma che vi consiglio di tenere presente. Si sta riducendo sempre di più il perimetro delle attività che sono di esclusiva pertinenza dell'avvocato. Io in particolare, che lavoro con gli avvocati d'affari, ci sono i commercialisti, ci sono i consulenti di non si sa cosa, di business in senso ampio, cioè non è che perché sono avvocato non lo può fare nessun altro. Molte cose
ormai le possono fare anche altre persone e queste cose evolveranno in vari modi. Quindi è un perimetro, in realtà la situazione è molto più densa di quella dei soli iscritti all'ordine. Detto questo, noi non dobbiamo trovare lavoro alla categoria, dobbiamo giustamente trovare lavoro a noi stessi, anzi dobbiamo imparare a non ragionare sulla categoria, ma a ragionare sulla nicchia, no? Quello che si diceva prima, ovvero io di cosa mi occupo e con chi me ne voglio occupare. E qui voglio dire una cosa, poi probabilmente Elisa può andare avanti su questo filone, su questo ragionamento. Noi non vendiamo le Coca-Cola, noi non abbiamo bisogno di 1.500.000 clienti. Se noi facciamo del lavoro ad alto valore aggiunto, non abbiamo bisogno di tutti questi clienti. Cioè c'è una confusione rispetto a se io ho bisogno di 500 clienti, c'è qualcosa che non funziona in quello che sto facendo. Non è un problema di clienti, è un problema di ma io a quanto sto vendendo cosa? Di cosa mi sto occupando? È ovvio che devo recuperare 1000 multe se voglio campare di recupero di multe, ma il problema è che sto recuperando le multe, non che ci sono troppi avvocati. Quindi questo è una prima cosa. Che io però poi voglio aggiungere al secondo punto del codice deontologico, che in qualche modo è legato a questa cosa qua, soprattutto in questo mondo promiscuo in cui appunto il mondo è permeabile da figure che non sono tenute a rispettare il codice deontologico, no? Il consulente di business può fare pubblicità, tu no, lui sì, detta proprio piatta, per stare, no? Quindi tu hai anche questo problema. E noi psicologi abbiamo i coach, abbiamo i counselor, abbiamo chiunque e via dicendo, quindi è una cosa a cui siamo abituati. Quindi uno dice sono penalizzato. No, in realtà no. In realtà no, perché il codice deontologico, se tu lo vivi come un'indicazione di che cosa è giusto, è la scuola di marketing per eccellenza. E anche qui poi faccio un assist a Elisa su questo, ma cioè quando ti dicono che tu non devi parlare di te in maniera autoreferenziale, ti fanno un favore, perché al cliente non gliene frega niente di te, non gliene frega niente di quanti anni è che c'hai lo studio, di quanto è bello il vostro nuovo palazzo e di quanto sono forti le vostre poltrone. A me viene ribrezzo quando io vedo le foto sui siti degli studi legali con le sale riunioni vuote. Sembra un annuncio di Tecnocasa, ma io dico, ma capisco che tu ci hai speso del tempo a scegliere il tavolo sulla sala riunioni, ma non è un valore per il cliente quella cosa. Cioè, fammi vedere che lavori, fammi vedere che sei una persona appassionata di quello che fai, no? E quindi non è solo comunicare, ma è come comunichi. In questo senso è importante una figura professionale che vi affianchi e che vi sappia aiutare nel fare cosa? Nell'usare il codice deontologico per farvi guidare su quella cosa di principio che è generare valore per il cliente. No? Noi siamo professionisti, il nostro interesse è generare valore per il cliente. Il codice deontologico ce lo ricorda. Fare pubblicità o raccontare al cliente quanto siamo bravi non genera valore per il cliente. Mentre condividere una checklist che possa aiutare il cliente a risparmiarsi dei soldi e delle grane, quello è generare valore per un cliente. Quello è farmi capire che cosa vuol dire avere a che fare con te come professionista. E questo mi porta alla risposta appunto della domanda su come sviluppare clientela. Guardate, a parte che tutte quelle cose che dici si possono fare bene o male, no? Tu puoi fare passaparola, lo puoi fare malissimo, perché finché tu dici mi raccomando ragazzi, ho aperto lo studio d'avvocato, questo non è fare passaparola, questo è condannarsi alle cause condominiali, perché quando è che uno cerca un avvocato? Quando c'ha una grana fastidiosa. Quando uno cerca un cassazionista, una persona che si occupa di diritto societario, che è quando ha un problema ad alto valore aggiunto. Quindi il punto è che se vuoi fare passaparola devi farlo avendo chiaro che parola vuoi che si passi. Quindi non è il fatto in sé di fare passaparola, no? E per quello ancora una volta avere un'opportunità di confrontarsi con qualcuno e mettere a fuoco, ok, ma qual è l'identità professionale che voglio
veicolare e comunicare è fondamentale. Ma detto questo, qual è la tecnica per eccellenza che moltissimi professionisti e professionisti hanno usato con grandissimo successo? È fare formazione. Ora, ancora una volta, non è la strategia in sé, uno, né che è segreta, né che funziona. Nel senso che lo sanno tutti gli avvocati che se fai formazione puoi acquisire clienti, ma non a tutti succede. Perché? Perché l'avvocato medio che va a fare formazione appiccica pagine di codice civile su delle slide in carattere 7, sottolineandole con dei quadri rossi per fare con delle frecce per indicare dei punti che poi avrà cura di leggere pedissequamente, commentandoli con parole, come diceva Elisa prima, ancora più, no? Se poi siamo nel contesto degli amministrativisti, siamo campioni del mondo, ancora più articolate, 2 ore di nulla, no? E cosa succederà a chi partecipa a quella formazione? Che dirà, io piuttosto che rivedere questa persona mi sparo. No? Non mi fate mai più vedere questa persona. Io mi ricordo una volta una lezione dove veramente mi ha quasi preso un attacco di panico, perché non potevo andare via e non ce la facevo più a sopportare quella persona, perché era talmente noiosa e mortale e martellante di nulla, no? Perché poi quando tu leggi una slide, chi sta seduto legge più veloce di te, perché non sta leggendo l'altavoce, e quindi è avanti 5, una cosa veramente, guardate, agghiacciante. Invece, ci sono dei professionisti che usano quell'opportunità, e questo bisogna imparare a fare, per fare esperienza di come sarebbe lavorare insieme. Per cui parlano di un caso pratico, danno una scheda, coinvolgono le persone nel risolvere un problema, gli lasciano magari una checklist. Portatevi a casa questa cosa qua, fai la tua formazione, a fine formazione dici poi questa checklist qua, trovate il PDF qua, e quindi puoi mandarli dove vuoi a prendersi il PDF, e l'andate a verificare, a validare con il vostro CFO. Questo è fare passaparola, perché quello lì va lì e fa, ah sai che sono andato alla formazione, c'era l'avvocato Minardi che ci ha spiegato questa cosa qua, ci ha detto di verificare insieme questa cosa qua perché ha detto che ma chi è sto Minardi? Fammi vedere. Capito? È questa roba qua. Cioè la formazione può essere uno strumento eccezionale per fare business development se è fatta bene e se è fatta su qualcosa che vuoi fare. Non è andare a fare formazione per andare a fare formazione perché qualcuno mi conoscerà e mi chiederà qualcosa. Perché il grave problema è quello che finché io sparo a casaccio e cerco di raccogliere qualunque cosa raccolgo, ho un problema. Mentre marketing si fa, business development si fa, andando a cercare quello che si vuole. Poi, all'inizio, arrivano cose che non sono coerenti con quello che voglio fare, ho tempo, ho bisogno di soldi, faccio tutto. Quindi non è il punto di fare gli snob, ma il punto è che quando io sono proattivo nel propormi al mercato, lo faccio andando a cercare quello che voglio io. Le due cose non sono in conflitto. Anche perché più voi siete decisi e convincenti nel proporvi, più è facile che vengano persone a dire ma per caso, per favore, mi fai anche quest'altra cosa? Perché sono attratti dalla vostra consapevolezza, dalla vostra autorevolezza, non dalla competenza tecnica. Si fidano di voi. Quindi, se dovessi rispondere, risponderei la formazione come asset. A questo punto mi scuso perché devo scappare da un cliente anch'io e quindi vi lascio continuare e poi mi vedrò il finale registrato e spero di avere anche con i relatori presto occasione di rivederci. Ciao a tutti e grazie mille. Ciao Paolo, grazie mille per il tuo contributo. Io lascerei intervenire Elisa se voleva chiosare sulla risposta di Paolo perché è stata chiamata in causa, poi vorrei sentire su questo anche Mirko, per il quale poi ho un'ultima domanda.
Sì, io dico giusto una parola perché quello che mi è stato insegnato e che ho recepito perché ci credo fermamente è che la comunicazione, il marketing, la pubblicità, come vogliamo chiamarlo, dell'avvocato è una pubblicità di tipo reputazionale, nel senso che se manca la competenza alla base, uno può fare tutta la pubblicità che vuole, però poi i clienti se ne accorgono se uno non è bravo. È come il dottore, se io non mi trovo bene perché magari è una persona che non si interessa totalmente del paziente o nel caso degli avvocati del cliente, io da quel dottore o da quell'avvocato duro poco. Certo, per la prima pratica i soldi questo avvocato se li prende perché il lavoro lo ha fatto, però da quel momento in poi da me non avrà più niente, quindi per me, anzi forse non l'ho detto, ma proprio perché lo ritengo scontato, la reputazione vale tanto nel passaparola, perché ovviamente ti consigliano non tanto l'amico dell'amico dell'amico, ma l'amico dell'amico che ti ha seguito per bene, perché come diceva Alessio, io ho sentito tanti avvocati che mi hanno detto ma il mio cugino di terzo o quarto grado fa il programmatore in uno scantinato e quindi io mi affido a lui perché costa poco. Sì, costa poco, però magari il prodotto non è neanche, va benissimo come diceva Alessio all'inizio, perché c'è una questione in termini di costi e benefici che è giusto valutare, ma come ripetevo anch'io, per me neanch'io vengo da una famiglia d'avvocati, quindi neanch'io avevo uno studio e quindi anch'io mi sono fatta in qualche modo da me, e quindi quello lo ritengo una questione di primaria importanza nell'ordine delle priorità di una persona che deve avviarsi ad un qualsiasi tipo di professione. Però al di là di quello l'amico dell'amico funziona magari i primi anni, nel momento in cui la struttura diventa un po' più complessa, devono entrare in gioco per forza di cose ulteriori professionalità, allora lì certamente c'è bisogno di un approccio diverso e quindi però l'altro lato della medaglia è che per quanto il tuo sito possa essere pieno di stelline, di cose bellissime dal punto di vista grafico, se però poi non sai fare il tuo lavoro duri il tempo che duri, quindi bellissimo ma un po' fine a se stesso. Grazie Elisa, e su questo punto torno sul concetto che avevi già espresso, e cioè che le cose o si fanno bene o non si fanno, anche perché comunque noi persone, prima che avvocati, diamo delle impressioni qualsiasi cosa facciamo, non solo quando scriviamo un ricorso per Cassazione, ma anche quando parliamo in un video o ci comportiamo al ristorante la sera, e se ci dimostriamo pressapochisti, approssimativi in qualche nostra manifestazione personale, quello che potrebbe essere un nostro cliente è legittimato a ritenere che magari potremmo essere pressapochisti anche sul lavoro. Di solito le persone rigorose, precise, meticolose, serie tendono a esserlo in tutte le proprie manifestazioni, e così anche quelle pressapochiste. Io ricordo che un decano dell'ordine di Verona un giorno, tanti anni fa, mi disse: ricordati di essere avvocato sempre, non sei avvocato solo quando sei dentro al tuo studio, anche perché i clienti non li trovi dentro al tuo studio. Su questo io vorrei chiedere a Mirko, prima di tutto, se vuole dare la propria risposta a quelle due domande che abbiamo letto, e poi vorrei punzecchiarlo su un ultimo tema semiserio, ma connesso chiaramente all'oggetto di questo webinar. Ma allora sulla domanda mi viene da dire che bisogna essere sanamente egoisti, perché poi in questo senso l'egoismo migliora la situazione generale, nel senso che se tutti ci preoccupiamo come rendere più pulita la città, possiamo discutere per ore, ma alla fine no, la città rimane sporca. Allora io inizio a pulire davanti alla mia casetta, tu inizi a pulire davanti alla tua casetta, e piano piano ci accorgiamo che la città è diventata più pulita. Quindi questa è la cosa importante, cioè ciascuno di noi deve chiedersi
come posso io migliorare come professionista. Ad esempio, io che ho questa formazione e che ho sempre, almeno fin da quando ho cominciato a fare una serie di studi, cioè circa 20 anni fa, ovviamente non giuridici, e cioè ho capito che la qualità della vita dipende dalla qualità delle domande. E allora quando è scoppiato il lockdown, io non ho avuto nessun dubbio, cioè mi sono fatto la domanda come posso utilizzare al meglio questo periodo. Non ho esitato nemmeno per un attimo e ho capito che era un'occasione eccezionale per poter raccogliere tutti gli appunti che avevo scritto sul ricorso per Cassazione per circa 2 anni e trasformarli in un libro. E chiaramente poi quel libro è stato un volano per tante altre cose. Quindi bisogna sempre cercare di utilizzare al meglio il tempo che si ha, le risorse che si hanno per poi cercare di... perché poi i risultati, insomma, arriveranno e sono d'accordo con te sul fatto che non bisogna pensare al successo nel senso di denaro, ma il vero successo è quando la domenica sera sei contento che arriva il lunedì, e io sono contento che arriva il lunedì perché entro in studio e sono una persona molto serena, molto felice, e non è poco visto che il lavoro rappresenta una parte importantissima della nostra vita. Ad esempio uno stimolo che ho avuto, proprio il contesto che ti fa fiorire o ti fa appassire. Io circa 20 anni fa ho avuto l'occasione di entrare in uno... Oddio, è cascata una luce. Aspetta che la sistemo. Ho avuto la proposta di entrare in un grande studio di Milano e mi sono chiesto in quale situazione mi sarei sentito meglio con me stesso, e ho capito che la dimensione che preferivo era la dimensione del piccolo studio, ma del mio studio, in cui sono io il leader, in cui sono io che prendo le decisioni, in cui sono io che rispondo di me stesso, piuttosto che in un grandissimo contesto, magari anche con un maggior successo economico, però sovradimensionato rispetto a quella che insomma è la mia propensione. Bene. Faccio un piccolo passo indietro per poi sottoporti quest'ultima domanda e poi ci salutiamo. E torno un po' sulla questione delle spese iniziali di chi apre uno studio da solo o con altri, e quindi alle priorità e al concetto trito e ritrito per cui le cose o si fanno bene o non si fanno. Questo non significa essere perfetti, perché probabilmente non raggiungeremo mai la perfezione in quello che facciamo, io no, senz'altro, ma è una questione di standard. E siccome internet non dimentica, è importante che i contenuti che noi tutti, ma soprattutto i giovani, pubblicano, possano reggere al passare del tempo e quindi rimangano di qualità adeguata, diciamo, sempre. E quindi talvolta rivolgersi allo specialista, al consulente, non richiede di dare in outsourcing tutto il processo. Se voi giovani state pensando di iniziare a fare dei video, non dovete necessariamente acquistare un servizio per cui vi spostate voi negli studi del videomaker o viene la troupe in studio se il vostro primo studio tra l'altro è adeguato, cosa che non è detta subito, spendendo migliaia o decine di migliaia di euro che probabilmente all'inizio non ci sono e non vanno allocate lì. Ma nulla vieta di prendersi dei mesi in cui cercare di impratichirsi, chiedere a chi queste cose già le fa, e torno al concetto iniziale di condivisione fra colleghi delle esperienze che porta beneficio a tutti, per chiedere come iniziare, e poi si può chiedere al videomaker, al fonico, alla web agency una consulenza per essere sicuri
che il proprio prodotto sia a un livello adeguato. E con questo arrivo appunto all'ultima domanda su cui volevo punzecchiarti, Mirko, e cioè io ho già detto all'inizio che sono un fan dei tuoi video che seguo da tanti anni. Visto che hai parlato anche di gestione del tempo, io suggerisco quello che hai fatto sulla gestione del tempo nello studio legale, che è molto interessante. Anche durante la pandemia hai fatto un webinar proprio su questo aspetto che non so se sia ancora accessibile, e Sì. se non lo è, perfetto, benissimo. È sul mio canale YouTube. Ottimo. Siccome io apprezzo i tuoi video e vedo che la qualità è anche molto cresciuta di recente, perché si vede che ti stai impegnando di più, però ti bacchetto perché vedo che non sei costante. Allora, da tuo iscritto e da collega che apprezza i tuoi contenuti, mi dispiace. Io probabilmente non sono il tuo target, anche se non si sa mai, ma volevo sapere, perché magari questo può aiutare un giovane a capire l'importanza della perseveranza, se è perché proprio non riesce a incastrare queste registrazioni fra i tanti impegni, o se su questo non ti sei ancora rassegnato a darti una struttura o un calendario editoriale che ti costringe a fare queste cose, perché, e concludo, quello che consente a noi di essere rispettosi delle scadenze che ci siamo dati come calendario editoriale è proprio il fatto di avere questo calendario e di sostenere anche delle spese legate a questi processi, che andrebbero disperse se non fossimo sempre puntuali. Allora, guardi, innanzitutto non ti nascondo che in passato ho avuto anche, come dire, un blocco di fronte alla telecamera, e quindi è durato anche parecchio tempo. È verissimo quello che tu dici. Tra l'altro, guarda, io ho iniziato veramente molti anni fa a fare video su YouTube, e ogni tanto penso che se avessi avuto costanza, probabilmente oggi molte cose sarebbero diverse. Purtroppo in questa cosa sono stato e sono molto incostante, perché sostanzialmente per fare i video devo essere in una condizione di serenità. E purtroppo le scadenze, e soprattutto il fatto che ecco, il ricorso per Cassazione mi impegna molto dal punto di vista come dire, a livello di tranquillità. E mi impegna molto anche perché mi capita veramente che per molti giorni non faccio altro che ripensare alla sentenza e come poter formulare un motivo, quindi è veramente molto molto impegnativo, per cui non riesco a trovare quell'energia. Quindi non è tanto una questione di tempo, ma è proprio l'energia per mettermi davanti alla telecamera e dire ok, adesso registro un video, perché devo essere molto, molto sereno e tranquillo. Infatti molti mi chiedevano, ma come mai registri in macchina? Perché effettivamente in macchina, a parte che potevo sfruttare il momento del viaggio, ma poi con il fatto che ero appunto anche concentrato alla guida, ero molto più rilassato, quindi non ero molto concentrato sulla telecamera. Ho notato che invece registrare il video in ufficio è molto più difficile, perché poi se diciamo che l'utente che vede un video che tu stai registrando in macchina ti perdona molte più cose, mentre se invece registri davanti a una telecamera, ovviamente il video deve essere molto più professionale. Però anche in macchina ho smesso, anche per una questione comunque di sicurezza, e quindi ecco, diciamo, questo è un po' il motivo, però fai bene a punzecchiarmi, insomma. Ecco, però è molto interessante quello che hai detto all'inizio, cioè probabilmente se avessi continuato adesso ne trarrei beneficio, perché hai iniziato molto presto, e credo che tu abbia smesso per qualche anno, forse Sì, 3, 4, 5 sì, anni. Ecco. Sì.
E io chiudo con questa esortazione per i giovani, cioè che tutti questi strumenti informatici vi permettono di comunicare la vostra professionalità e la vostra passione con minimi investimenti e con il vantaggio che si crea una sorta di portfolio che non muore mai, che negli anni continua a crescere e che voi potete utilizzare sia nei confronti dei clienti, ma anche nei confronti dei colleghi. Come dicevo in un nostro video di studio, non è mai capitato, ma a me piacerebbe ricevere una sorta di curriculum video, oppure un curriculum in cui chi volesse entrare in questo studio inserisse i link a tutte le risorse, cioè a quello che ha scritto e a quello che ha registrato, perché questo mi consentirebbe di valutare con il massimo rispetto, per carità, umilmente, l'esposizione scritta e orale, l'approfondimento e il modo di porsi, che insomma sono tutti ingredienti che direi sono essenziali nella nostra professione. Bene, vedo che abbiamo superato le 3 ore di incontro e non mi resta che salutarvi. Ringrazio i partecipanti. Mi dispiace molto che non sia stato un convegno in persona, perché vorrebbe dire avervi qui a Verona e portarvi fuori al ristorante, e questo veramente mi manca, ma spero di strapparvi la promessa che prima o poi faremo la partita di ritorno e in quel caso avremo anche un momento conviviale. Vi ringrazio, salutiamo Grazie tutti. a te, Alessio. Grazie. E buon fine settimana a voi e ai partecipanti. Anche a voi. A presto. Grazie, Ciao, a presto, arrivederci. ciao.